Buongiorno a tutti e benvenuti a Sveglia Trieste. Quest'oggi avremo ospiti in studio Martina Maknic della quarta circoscrizione di Punto Franco, poi Pierpaolo Roberti, assessore regionale alle autonomie locali. Quindi se vorrete parlare con loro oppure fare le vostre segnalazioni potrete chiamarci come sempre qui in diretta oppure scriverci una mail. Andiamo subito a vedere le previsioni del tempo per cominciare poi la nostra rassegna stampa come facciamo ogni mattina. Allora andiamo a vedere la situazione generale con il sito dell'Osmer ARPA regionale. Una depressione sulla Spagna avanza lentamente verso l'Italia, dove è presente l'anticiclone caldo nordafricano. Sul Triveneto affluiscono pertanto correnti calde e in parte anche umide ad alta quota. Venerdì sera la depressione potrebbe raggiungere la nostra regione innescando temporali. Quindi per oggi, giovedì 20 giugno, su pianura e costa cielo poco nuvoloso per velature anche piuttosto dense temporaneamente e con caldo afoso in pianura di pomeriggio. Sui monti cielo variabile con temperature ancora eccezionalmente alte oltre i 2000 metri di quota e sarà possibile qualche rovescio in Carnia dal pomeriggio. Mentre venerdì 21 giugno, la giornata di domani, cielo da poco nuvoloso a variabile con caldo afoso, specie in pianura. Dal pomeriggio possibile qualche rovescio sui monti, dopo il tramonto saranno possibili temporali sparsi che localmente potrebbero essere forti. Previsione incerta rispetto ai temporali serali. Andiamo a vedere ancora sabato, ci avviciniamo al weekend, cielo in prevalenza poco nuvoloso con tempo più stabile nella fase diurna, mentre nelle ore notturne saranno probabili temporali sparsi. L'atmosfera sarà meno calda e afosa dei giorni precedenti, sulla costa in prevalenza sereno. Questo è il quadro meteo per le prossime giornate, a cominciare da quella di oggi. Ora andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, a cominciare dal Piccolo di Trieste. Vediamo che in primo piano in entrambe le edizioni, anche quella isontina, c'è lo stop alla legge sul fine vita in regione. Il dibattito in Consiglio regionale, Fedriga dice non sarebbe stato serio legiferare sapendo che la norma verrà impugnata. La maggioranza non è costituzionale, l'opposizione forzatura incomprensibile e indegna. Insomma c'è stato scontro ieri sulla legge sul fine vita, una pregiudiziale di costituzionalità che incassa 23 sì, 16 no e 2 astensioni, blocca la discussione in aula sul fine vita. Muore così, senza nemmeno un dibattito in Consiglio regionale, la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall'associazione Luca Coscioni, che aveva ottenuto 8.000 firme di cittadini del Friuli Venezia Giulia, non senza però profonda riprovazione da parte della minoranza. Andremo a vedere e oggi sentiremo sicuramente anche i protagonisti. Liste d'attesa, novità, rimborsi sulle visite private, su il rating del Friuli Venezia Giulia. Poi ancora gli studenti triestini dopo la prima prova, lo vedremo anche con il nostro servizio, guerra fredda e Pirandello fra i temi preferiti alla maturità. Lo sgombero, poi la bonifica, silos, le fasi dell'intervento, prima lo sgombero, poi la messa in sicurezza e la blindatura degli ingressi, ovvero delle 44 arcate. Lo sgombero del silos prevede più fasi col contestuale innalzamento dei controlli sui vecchi magazzini alle sue spalle, perché non ci saranno zone franche, così si sono espressi i responsabili. Naufragio dell'Audace, l'APT di Gorizia propone in regione il ritorno dell'Adriatica. C'era da aspettarsi, adesso vedremo quale sarà la risposta della regione. Poi ancora Fondazione CR Trieste, teatro e musica dentro le case di riposo, l'abbiamo raccontato anche noi nella giornata di ieri, così come abbiamo raccontato del bilancio oleodotto Siot greggio in ripresa a quota 40 milioni di tonnellate. E poi ancora Friulia chiude il bilancio con l'utile record 121 milioni. Mentre per quanto riguarda il porto, la crisi di Suez pesa sul porto, container in calo del 10%. Queste le notizie, ma ci sono anche naturalmente le notizie nazionali. Bandiere in aula e proteste, l'autonomia diventa legge. La maratona notturna a Montecitorio
sulle riforme, quindi l'istantanea finale, la bandiera di San Marco sventolata con orgoglio alla Camera accanto ai vessilli di Lombardia, Piemonte e Calabria, come le altre estratta dalle giacche da deputati stanchi e sorridenti quando fuori ha già finito di albeggiare. La nuova Italia delle autonomie, 40 anni dopo il sogno profetizzato dal senatur Umberto Bossi. Allora si parlava di secessione, adesso di federalismo. Il ministro Calderoli: così troverò i soldi per il neofederalismo. Molto fumo in attesa dell'arrosto, e invece il commento di Francesco Iori. Poi questo tema lo ritroveremo un po' su tutti gli altri quotidiani. Diamo solo uno sguardo al piccolo di Gorizia Monfalcone, che contiene gli stessi titoli, tranne l'approfondimento, diciamo, su Gorizia: dissequestrato il pozzo in cui perse la vita Stefano, ora via al restauro del parco Coronini. Ricorderete la tragedia del 22 luglio del 2020. Ancora alla cantante Elisa il premio cultura del comune di Ronchi. Andiamo a vedere le altre testate in edicola quest'oggi, cambiamo appunto decisamente giornali. Allora andiamo sul Corriere della Sera, eccolo qui: autonomia sì tra le proteste, ancora naturalmente questo tema forte un po' su tutti i quotidiani. Deficit, procedura UE per l'Italia e altri 6 paesi, Giorgetti, nessuna sorpresa. La Lega esulta, critiche dai governatori del Sud e dalla CEI, le opposizioni, referendum contro la legge. Questo preannunciano, lo vedremo poi su altre testate. Non è solo questione di conti, riforme e bilancio, il commento di Francesco Giavazzi. Poi ancora invece per le cronache, per lo scenario internazionale: Putin, Kim e la limousine, patto reciproco per la difesa. Maturità, tracce e scelte degli studenti, oggi la seconda prova, da Pirandello alla Costituzione, ma vince il tema su selfie e blog, un po' quello che abbiamo raccolto anche noi tra gli umori appunto di chi aveva fatto la prima prova dell'esame di maturità ieri qui in città. Dunque ancora Latina, la morte di Satnam che perse il braccio e fu scaricato in strada, l'incidente nei campi, indagato il titolare. E poi cresce la minaccia, Hezbollah a Israele, guerra senza limiti. Vediamo la Repubblica, referendum contro l'autonomia. Questo è il titolo, il punto di vista di Repubblica: la riforma del regionalismo, approvato dopo una maratona in aula il DDL leghista sul federalismo. Le opposizioni unite, raccolta firme per abrogarlo e ricorso alla consulta. Zuppi della CEI: non hanno voluto ascoltarci. Occhiuto di Forza Italia: rischio boomerang elettorale. La Commissione europea, allarme su devolution e divari. Bruxelles, infrazione per deficit, ora all'Italia serve un piano da 10 miliardi l'anno. Poi ancora l'iniziativa sempre relativa alla maturità: stregati dall'esame, i finalisti del premio Strega scelgono il loro tema. Ancora patto tra Putin e Kim, soccorso militare in caso di attacchi. E poi ancora Netanyahu a Gaza, guerra di civiltà, difendo anche l'Unione Europea. Vediamo la Stampa, deficit, conto da 12 miliardi, si concentra su questo invece la Stampa. Autonomia, via libera della Camera, la Lega, un giorno storico, ma per l'accordo sui LEP serviranno anni. Bruxelles apre la procedura contro l'Italia, Francia e altri 5 paesi, nomine UE, Meloni attacca il PPE. Se il fronte popolare è già pieno di incognite, scrive Marcello Sorgi sulla Stampa. E poi la politica, Grillo, terremoto ai 5 Stelle, il nuovo campo largo. In Francia, sinistra contro Israele, così Le Pen cavalca lo sdegno popolare per lo stupro antisemita. Morte di uno schiavo, Satnam il bracciante ferito nei campi, abbandonato per strada. Imperfetti quindi vivi, come insegna Leopardi, uno dei commenti appunto sui temi presentati ieri, sulle tracce presentate ieri alla maturità. Poi ancora il Fatto Quotidiano, Meloni esclusa in Unione Europea e sotto attacco da Forza Italia sull'autonomia, schiforma il sottotitolo, Pallante, rischiamo un'autocrazia elettiva. Poi ancora cyber security, una legge per controllare
controllare chi indaga, Trojan alla rovescia, i politici spiano i PM. Si concentra invece su questo fatto, appunto il Fatto Quotidiano. Il Giornale, ci saranno sorprese, Meloni alla festa del Giornale, la Premier in Europa partita aperta, rivendico il successo del G7 con i panzerotti, ora cambiamo il paese. In Unione Europea i conservatori superano Macron. Poi ancora atto di guerra delle toghe contro la politica, scrive Filippo Facci sul caso Toti. Poi ancora arriva il sì, l'autonomia è legge, istruzione, trasporti, cosa cambia? Via libera alla Camera, opposizione sulle barricate. Per le banche nuove regole, mutui più facili, arriva Basilea 3. Poi ancora Libero, minacce di morte in aula, è arrivata l'autonomia, è impazzita la sinistra. Via libera è definitivo alla riforma, esultano Zaia e Fontana, ma servirà anche al sud. Una grillina alla Camera, ricordatevi Piazzale Loreto, insomma minacce che sicuramente non si adattano all'aula. Il comico, ricomincio a fare incontri, parla Grillo, stelle cadenti, Grillo commissaria Conte. Ecco Telegasa, Movimento 5 Stelle si inventa la pal condicio, Rai troppo pro Israele, questo è il commento di Daniele Capezzone. Vediamo sul Domani, autonomia, Meloni ha diviso l'Italia ma la riforma spacca anche la destra. L'eurodeputato PD Nardella, il fronte del no alle riforme riunirà il paese. Il progetto leghista è diventato legge dello Stato, opposizioni e CEI sugli scudi. Al sud esplode Forza Italia. La Premier è in ansia per l'impasse in Europa e i conti pubblici, allarme dell'ufficio parlamentare di bilancio. Qui vediamo un'altra questione, il governo boicotta i salvataggi in mare. Dopo l'ennesima tragedia dei migranti, Medici Senza Frontiere attacca morti evitabili. Questi alcuni dei titoli che troviamo oggi sui giornali in edicola. Torniamo sul il piccolo di Trieste, nell'edizione di Trieste, per vedere che ieri appunto c'è stata una lunga giornata di discussione proprio sulla legge sul fine vita. Qui vediamo anche alcuni dei protagonisti, da cui uno dei principali promotori il consigliere regionale del Patto per l'Autonomia Enrico Bullian e c'è anche il presidente Fedriga. Insorge l'opposizione, Bullian del patto, forzatura incomprensibile e indegna. Fedriga, non è serio legiferare sapendo che la norma verrà impugnata. Quindi la maggioranza blocca la discussione sul fine vita, non è costituzionale, dice, quindi si appella a questo, una pregiudiziale di costituzionalità che incassa appunto 23 sì, 16 no e 2 astensioni. Seduta ad altissima tensione, il caso Crocefissi arriva in aula, scintille anche su questa questione. Question time scandito da tensioni con l'opposizione che ha incalzato la giunta con domande sull'Audace, la motonave quasi affondata al largo di Grado, e con una corposa quantità di domande rivolte all'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi, che si è progressivamente infastidito fino ad arrivare a un vero e proprio botta e risposta con la consigliera Simona Liguori del Patto, che chiedeva conto della situazione del pronto soccorso di Udine, con continue interruzioni dell'intervento di Liguori e di altri consiglieri. Riccardi si era assegnato solo quando Maddalena Spagnolo della Lega gli ha chiesto conto del caso scoppiato negli ospedali di Palmanova e Latisana per i crocefissi finiti nel cestino. Si è rasserenato, scusate, non rassegnato. Liste d'attesa infinite, novità sui rimborsi per visite nel privato, Sanità Friuli Venezia Giulia su e-rating. Il nuovo regolamento, risposta entro un massimo di 40 giorni, poi l'azienda sanitaria darà il via libera per l'alternativa al pubblico. Quanto ha raccontato ieri appunto l'assessore Riccardo Riccardi in commissione, dopo che l'aveva anticipato anche ai nostri microfoni. Poi autonomia e legge con 172 sì, questo invece
invece la politica nazionale, il voto alle 7:40 dopo 14 ore filate e una maratona notturna, la Lega giornata storica, Meloni un'Italia più giusta. Approfondiremo magari anche sugli altri giornali questa questione. Volevo andare ora rapidamente invece alle cronache della nostra città per vedere ancora la situazione del Silos in primo piano. Intervento in 3 fasi per il Silos, sgombero, chiusura e bonifica. Pronta la macchina composta da forze dell'ordine, Asugi, maestranze. L'operazione durerà alcune ore. Prima lo sgombero, poi la messa in sicurezza e la blindatura degli ingressi, ovvero delle 44 arcate. Lo sgombero del Silos prevede più fasi col contestuale innalzamento dei controlli sui vecchi magazzini alle sue spalle, perché, anticipa l'assessore comunale alla sicurezza Caterina De Gavardo, non ci saranno zone franche. La macchina che materialmente provvederà allo sgombero coinvolgerà, oltre alle forze dell'ordine, Asugi, quanti si occuperanno del trasferimento dei migranti, e le maestranze individuate da Coop Alleanza 3.0 per transennare la struttura, quindi tante forze in campo. Ieri ne abbiamo parlato proprio qui a Sveglia Trieste con l'assessore comunale Everest Bertoli, che ha anche anticipato che potrebbero essere emanate delle ordinanze anche per eventuali altri luoghi che dovessero essere destinati dai migranti a ricovero al posto del Silos, che verrà sgomberato sempre all'interno del Porto Vecchio, che lo sappiamo è sotto lavori, sicuramente sotto cantieri ancora per molto tempo. Allora rivediamo insieme il servizio di Gianluca Paladini. In realtà la situazione è molto tranquilla in questo momento, perché fuori ci sono anche comparsi degli avvisi, credo, per informare le stesse persone qua dentro dello sgombero imminente. Comunque sia, la situazione, lo vedete, è delineata come sempre, tende da un lato e dall'altro in fila dove dormono le persone che però adesso fra poco dovranno andare via. Chissà se succederà domani mattina all'alba o venerdì mattina all'alba o magari nelle ore successive. Vedo altri topi, tra l'altro, che stanno sgattaiolando da un lato all'altro della fatiscente struttura. L'operazione di chiusura del Silos è ormai questione di ore. Siamo entrati forse per l'ultima volta nella fatiscente struttura con ancora i migranti che dormono all'interno delle tende, e già molti di coloro che vivevano nel Silos si sono spostati nei magazzini di proprietà del comune in Porto Vecchio. Ma in merito a questo si è espresso questa mattina a Sveglia Trieste l'assessore al bilancio Everest Bertoli. Del Silos, appunto, è l'esempio plastico di quello che non vogliamo che succeda in Porto Vecchio. Per questo abbiamo scelto il partenariato pubblico-privato, perché non possiamo immaginare che un immobile si venda e poi venga venduto e poi rimanga per 20 anni in pieno degrado, perché poi il degrado attira queste cose. Sappiamo benissimo, e lo anticipo già, insomma, che così se qualcuno vuole polemizzare, che i magazzini del Porto Vecchio, non appena verrà approvato il progetto definitivo, dovranno essere sgomberati immediatamente e cominciare l'opera di rigenerazione urbana. Non possiamo assolutamente pensare che diventino appunto il Silos 2, 3, 4 e 5, dovranno essere consegnati sgombri, e quindi assolutamente ci saranno delle ordinanze che provvedimento. Tra l'altro in Porto Vecchio ci sono anche dei lavori in corso. Dove in questi momenti? Cioè, dove si sta lavorando nel Porto Vecchio? In questo momento si sta lavorando nella fila nel viale tra la prima e la seconda fila di magazzini, insomma, il cosiddetto viale monumentale, che dovrà essere consegnato. I lavori dovranno essere consegnati e terminati entro il 2026, perché sono fondi PNRR. Quei lavori non solo non possono essere bloccati dalla presenza appunto di clandestini, ma soprattutto ovviamente, ma questo lo dico per chiunque chiunque sia, non si può accedere a un'area di cantiere, perché appunto costituisce pericolo per chi accede in modo non autorizzato in un'area di cantiere. Allora, abbiamo anche una telefonata in arrivo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono il signor Luigi. Senta, io volevo segnalare un disservizio da parte del Comune di Trieste. Con l'avvicinarsi della stagione estiva risulta già evidente la questione movida. Ieri sera in via del Ponte, angolo con via delle Beccherie, ci sono state delle manifestazioni canore
dal vivo, tipo complesso, non so, tipo lo stadio Rocco col concerto, fatto in strada, dalle ore 8:30 fino a mezzanotte ieri sera, con musica dal vivo, non so, con tutte le conseguenze che possono succedere. Ho telefonato alla polizia locale 3 volte, alla quale mi ha detto nella seconda chiamata che non potevano intervenire perché non avevano pattuglie, eccetera. Poi dopo ho chiamato di nuovo, dopo a distanza di tempo, conferendo di nuovo con l'operatore, alla quale mi ha detto ci sono un centinaio di persone in strada, io con una pattuglia non possiamo fare niente. E così ho dovuto chiamare anche il 112, i carabinieri, perché è impossibile che col regolamento Movida che il Comune di Trieste ha messo in essere da poco ci siano queste incomprensioni da parte dei cittadini e da parte dei locali e tutto ciò che ne consegue dietro. Non riesco a capire, ci sono delle sanzioni, perché non vengono emesse delle multe a questi signori che devono disturbare la quiete pubblica di gente che sono 25 anni che subisce questa tortura cinese. Ecco, questa è la mia lamentela. Questa è la sua lamentela. La riportiamo allora a chi di dovere, agli assessori competenti, e vediamo se sarà possibile fare qualcosa. Comunque l'orario che ci ha raccontato, cioè dalle 8:30 a mezzanotte, credo rientri all'interno del regolamento Movida, ma verifichiamo e le facciamo sapere comunque. Allora, vedo pronto anche il collegamento con la sala operativa della polizia locale, credo sia pronto appunto per raccontarci qual è la situazione del traffico in città oggi il commissario Fulvio De Grassi. Buongiorno. Sì, buongiorno Buccarella, lei e tutti i telespettatori. Cominciamo con il dire che per quanto riguarda la notte niente di particolare, abbiamo rilevato subito nella prima serata un incidente con ferito, fortunatamente non grave, all'intersezione Piazza Libertà Pauliana, automoto. Ad averne la peggio è stato il Centauro, ma ripeto, lesioni non preoccupanti. Per il resto al momento attuale la situazione è tranquilla, il traffico è scarso, abbiamo da segnalare i soliti lavori con conseguenti disagi della chiusura della Galleria Carso sul raccordo 13 in direzione Trieste e l'asfaltatura che dovrebbe essere ancora in atto delle rampe GVT di ingresso appunto sulla grande viabilità di Campi Elisi e Fiamme Gialle, perciò zona Campi Elisi, diciamo, gli ingressi in superstrada sono chiusi, perciò attenzione, potrebbero esserci degli incollamenti sia là e dopo ovviamente per quanto riguarda la Galleria Carso sul bivio ad H e gli svincoli nei pressi di Catinara. Per il resto non avrei niente di particolare da raccontarvi, però cominciamo già oggi. È un po' presto, però ne avrete già parlato, per i giorni dal 26 al 29 praticamente ci saranno problematiche legate alla riunione del G7 ministri dell'istruzione. Avremo la chiusura delle rive il 28 e 29 giugno nel tratto compreso tra Tommaseo e Piazza Venezia, cominciamo già a dirlo, ci saranno diversi divieti temporanei, perciò attenzione. Certo. A trarne le dovute conseguenze. Comunque ovviamente ci ripeteremo nei giorni a venire. Assolutamente. Commissario, le chiedo ancora, non so se ha sentito la telefonata precedente, un signore lamentava insomma la solita questione annosa, no, della movida nelle zone centrali della città, via del Ponte, via delle Beccherie, diceva il signore c'era un concerto con centinaia di persone in strada tra le 8:30 e mezzanotte, non so se appunto ho detto Ho sentito qualcosa a margine, ovviamente chiamare qua. Lui dice di aver chiamato, però che avete risposto di non poter intervenire, c'erano tante persone, centinaia di persone. Non so con chi ha parlato. Così è riferito. Le situazioni sono abbastanza particolari, ci sono comunque anche delle situazioni che vengono autorizzate, bisogna vedere nello specifico, non mi sento di sbilanciarmi in questo caso.
È possibile comunque che fosse un concerto autorizzato dalle 8:30 a mezzanotte in quella zona? Può essere che rientrasse nella... Però ci informiamo insomma e cerchiamo di capire che cosa è successo ieri sera. Va bene, grazie intanto commissario, le auguro una buona giornata e un buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Buona giornata a tutti. Grazie, buona giornata. Allora, noi andiamo avanti, torniamo su un tema che abbiamo più volte affrontato, purtroppo sono state fermate le ricerche di Bruno Makarovic, lo vediamo qui sul giornale, inserito nell'elenco degli scomparsi. Lo sconforto dei familiari, ricorderete abbiamo intervistato anche il figlio, sparito da 8 giorni, forse perso tempo prezioso, dicono i familiari. Si continua a cercare la signora Mocò. Le squadre ora battono l'area di Coludrozza. Restano nella lista delle persone scomparse i nominativi di Bruno Makarovic e di Stanca Mocole, i 2 anziani spariti senza lasciare traccia negli ultimi giorni qui a Trieste. Quindi sono state bloccate le ricerche per il primo e continuano per la seconda, però ancora non si hanno notizie di queste 2 persone. La multa in via del Pollaiuolo, anche di questo ci siamo occupati, guidava un'auto rubata, denuncia per riciclaggio e la Mercedes restituita. Un 34enne di nazionalità serba è stato denunciato per riciclaggio dopo essere stato sorpreso alla guida di un veicolo rubato che aveva appunto incautamente lasciato in parcheggio irregolare. Allora rivediamo il nostro servizio. Da una sanzione per divieto di sosta alla scoperta di un furto d'auto. Il pomeriggio del 3 giugno scorso un agente della polizia locale di Trieste ha notato una Mercedes in divieto di sosta in via del Pollaiuolo e ha lasciato sull'auto il consueto avviso sul parabrezza. La mattina seguente il vice responsabile del distretto, durante il controllo d'ufficio degli accertamenti fatti in strada dal personale, ha scoperto che il veicolo era stato rubato pochi giorni prima e che il furto era stato denunciato ai carabinieri. Immediatamente il funzionario ha inviato una pattuglia di zona in via del Pollaiuolo. La macchina non solo era ancora lì, ma alla guida c'era un uomo di 34 anni di nazionalità serba che è stato subito accompagnato al comando di polizia locale con il supporto del nucleo di polizia giudiziaria allertato dalla sala operativa. La Mercedes rubata è stata presa in custodia. In caserma è poi emerso che l'uomo era un pluripregiudicato. È stato denunciato per riciclaggio e per non aver esibito il permesso di soggiorno. Gli agenti hanno provveduto poi a restituire il veicolo al proprietario. Allora, queste appunto le notizie della cronaca di ieri. Abbiamo già un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, mi chiamo Dario. Dario, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo segnalare quanto succede qui in via Giulia, all'altezza del centro commerciale Giulia. Sì. Cioè praticamente dal Palazzo della Regione, quello rosso, c'è un rettilineo che arriva fino praticamente, che va verso sulla rotonda del Boschetto, dove settimanalmente si registrano incidenti, cioè di persone che praticamente attraversano la strada anche sulle strisce pedonali e regolarmente vengono investite. Sono stati fatti degli ottimi lavori dal comune lungo tutto l'asse viario di via Giulia nella parte inferiore, quello che parte praticamente dal giardino pubblico, diciamo. Sì. Sono stati messi dei dissuasori, degli spartitraffico, eccetera. Però una volta superata la piazza Volontari Giuliani praticamente non c'è più nulla e ovviamente c'è lo sfogo di macchine, di moto, quindi abbiamo 2 fenomeni, uno che vengono giù dalla rotonda del Boschetto da San Giovanni, vengono moto, macchine che vengono sparate anche a 80 all'ora, che inforcano l'ultima curva prima del rettilineo del centro commerciale, dove ci sono praticamente 2 strisce, 2 strisce pedonali, una sta subito venendo giù dopo la curva, dove c'è il tabacchino all'altezza dei civici 94, 96, eccetera, no? E quindi uno che mi viene sparato a 80 all'ora naturalmente deve frenare di brutto, perché se in quel momento passa un pedone e lo buttano sotto. L'altro sono le strisce pedonali ancora più importanti, che stanno all'altezza dell'ingresso del centro commerciale, dove lì 2 sono i casi: o si mette un dissuasore, quindi uno spartitraffico, qualche cosa che costringe le macchine a rallentare, oppure addirittura si mette un semaforo, perché lì
per quelle strisce praticamente c'è in continuazione gente che scende dalla fermata e va al centro commerciale. Ecco, quindi diciamo ci vorrebbero o un semaforo lì oppure un dissuasore, e anche le strisce pedonali che sono più avanti all'altezza del tabacchino, per capirsi, del civico 94-96, anche là fare uno spartitraffico, un dissuasore, per costringere comunque le macchine a rispettare una velocità umana, insomma, perché qua c'è ancora troppa gente che fanno i furbi e non sanno come comportarsi. Capito, quindi un po' la zona, insomma, è tutta quella che tra il centro commerciale e la rotonda del Boschetto. Tutto diciamo quel rettilineo, in quel rettilineo ci sono praticamente 2 strisce per i pedoni, ecco, che però non costringono le macchine a rallentare. Ci sono addirittura macchine che vedono il pedone che aspetta di attraversare la strada sulle strisce, se ne pregano e a tutta velocità attraversano le strisce lo stesso. Quindi il Comune farebbe bene a completare l'ottima opera che ha fatto di lavoro e mettere in sicurezza i pedoni, la parte bassa fino alla piazza Volontari Giuliani, completando ancora con dei dissuasori o un semaforo ancora quest'ultima parte che poi raggiunge la rotonda del Boschetto. Chiarissimo, va bene, grazie della segnalazione, la giriamo appunto agli uffici competenti. Grazie della segnalazione, della telefonata. Buona giornata a lei, Dario. Allora, dobbiamo forse fermarci per la pubblicità, una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con la nostra rassegna stampa. Bentornati in diretta. Allora andiamo a vedere ancora i giornali che sono in edicola quest'oggi. Torniamo sul piccolo di Trieste per vedere che ieri c'è stata anche la partecipata cerimonia nella scuola di polizia di San Giovanni, il giuramento degli allievi della scuola di polizia, il solenne giuramento di 407 allievi agenti, dedizione e sensibilità. In 407 nel piazzale della scuola della polizia di Stato Vincenzo Raiola di San Giovanni ieri hanno giurato di essere fedeli alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, adempiere ai doveri dell'ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene. Questa è la formula del giuramento e noi abbiamo realizzato un servizio proprio su questo giuramento ieri, proprio per quanto riguarda gli allievi della scuola della Polizia di Stato di San Giovanni. Rivediamolo insieme. Agenti in prova del 225esimo corso, lo giurate voi? È un giuramento che è un gesto simbolico ma ha un significato altissimo. Queste sono delle persone che non hanno intrapreso una nuova professione, ma hanno intrapreso una missione a favore delle comunità in cui verranno destinati. E a proposito di giornate importanti, questo è anche il momento in cui terminano il percorso di formazione all'interno della scuola di polizia di Trieste, nel rione di San Giovanni, ma diventano 400 nuove sentinelle nelle nostre città, nelle nostre comunità, a garantire la sicurezza di tutti i cittadini. E questo è il messaggio dell'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti ai 407 agenti in prova del 225esimo corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, svoltosi alla Scuola di Polizia Vincenzo Raiola di Trieste, che con il giuramento solenne di fedeltà alla Repubblica Italiana hanno concluso la prima parte del percorso per entrare nella Polizia di Stato e che da domani prenderanno servizio in tutta Italia. Non posso che ringraziarli per la scelta di vita che hanno fatto, ringraziare le loro famiglie che li accompagneranno in questo difficile percorso e ovviamente augurargli buon lavoro. Alla cerimonia hanno preso parte tra gli altri il prefetto e il questore di Trieste Pietro Signoriello e Pietro Stuni, il sindaco del capoluogo regionale Roberto Di Piazza e rappresentanti delle forze armate e dell'ordine. L'auspicio è che molti degli agenti diplomatici rimangano in Friuli Venezia Giulia. La scuola di polizia lavora a pieno regime. Abbiamo appena assistito al giuramento di questo corso, ma in realtà già il corso successivo è iniziato, quindi se non saranno questi saranno fra altri 6 mesi degli altri.
Allora, è stata anche una bella festa. Torniamo sul giornale, torniamo sul piccolo, vediamo che c'è stata la critica al comune, ancora le opposizioni all'attacco sull'asilo nido a Roiano. Il centrodestra non solo continua a portare avanti un progetto fortemente contrastato dalla popolazione, ma lo fa con un'arrogante forzatura, così il capogruppo di opposizione, il Dem Giovanni Barbo, insieme a Paolo Altin di Punto Franco, Riccardo Laterza di Adesso Trieste e la 5 Stelle Alessandra Ricchetti. Teatro e musica dentro le case di riposo, così diamo agli anziani una nuova vita. La 16ª edizione del progetto, ideato dalla Fondazione CR Trieste, con spettacoli, concerti e copie dei giornali. Questa la presentazione di ieri di questa iniziativa, sicuramente molto molto bella, che abbiamo documentato anche noi con un nostro servizio. Questa iniziativa che si ripete per la 16ª volta, che ha ripreso le stesse modalità di prima del Covid, quindi tutto in presenza, anche con gli spettacoli teatrali e i concerti proprio nelle case di riposo. Vediamo il servizio. Un progetto che arricchisce i fruitori, ma anche chi lo realizza. Si tratta del progetto di socializzazione anziani che dallo scorso anno ha ripreso la sua articolazione completa dopo lo stop dovuto al Covid e che prevede un ricchissimo programma di iniziative ricreative e di intrattenimento rivolte agli ospiti delle case di riposo di Trieste, ideate dalla Fondazione CR Trieste. Sono 100 spettacoli, 20 concerti, ma soprattutto sono 200 persone che entrano dentro queste residenze ad animarle con la loro arte, con la loro capacità di bellezza, ma anche con la loro gratitudine per fare musica o fare spettacolo, che è dentro la loro passione, e vengono ricambiati in una reciprocità che solo dentro un rapporto umano può accadere. Questa è la grandezza di questa iniziativa. Grazie alla consolidata collaborazione con l'Armonia andranno in scena ben 100 spettacoli in 20 residenze cittadine. Una gioia che ritorna perché vedi e senti le emozioni di queste persone, scateni probabilmente delle memorie con delle canzoni, con delle scenette che noi portiamo appunto in questi 100 appuntamenti che facciamo nell'arco di 10 mesi. Ed è veramente una soddisfazione ed è un'emozione anche per noi. Portare il nostro teatro in dialetto, la musica, le canzoni del cuore, le canzoni triestine o quelle del passato, tutte legate da un tema che può essere il giro turistico, possono essere le donne o può essere l'ambientazione al Pedocin, e danno veramente uno scambio di emozioni. Gli studenti dei conservatori Giuseppe Tartini e Glas Benamatis di Trieste faranno vivere agli ospiti momenti di vera emozione collettiva con i loro concerti. Oltre a esprimere i loro valori, le loro emozioni, ricevono una grande emozione nel suonare davanti agli anziani e danno la possibilità a loro di gioire dei momenti che altrimenti per loro sarebbe difficile da avere nelle sale da concerto. I nostri ragazzi, oltre al fatto di esibirsi in pubblico, imparano, diventano subito grandi, è un'iniziativa dal punto di vista sociale estremamente importante per loro. Al ricco programma si aggiungono anche le trasmissioni di Tele4 strutturate ad hoc per gli ospiti delle residenze cittadine. Allora, torniamo sul giornale. Ieri si è parlato anche di servizio energia Edison, più sicurezza e risparmio, un contratto da 13 anni, investimento da 26 milioni, accanto alla gestione dei 26.000 punti luce. Il partenariato pubblico-privato prevede anche 200 sistemi di sorveglianza con telecamere, lettura, targhe. Vediamo ancora mappe, loghi, video per presentare i locali storici ai visitatori della città. L'associazione di categoria Confcommercio rilancia l'iniziativa nata nel 2022, ma c'è chi teme di essere snaturato dal turismo di massa. E ancora andiamo avanti, ieri c'è stata la prima prova dell'esame di maturità. Guerra fredda, Pirandello, la riscoperta del silenzio, bene l'italiano, che paura, il secondo scritto e poi l'orale. Soprattutto le tracce della prima prova non sembrano aver preoccupato gli studenti.
oggi in programma l'altro scoglio da matematica a economia aziendale, si spazia naturalmente a seconda dell'indirizzo della scuola di cui si parla, però ieri noi siamo andati invece a sentire i ragazzi che uscivano dalla scuola proprio dopo aver realizzato la prima prova di questo esame di maturità del 2024. Vediamo. Okay. Conclusa la prima prova, sì. Allora come è andata innanzitutto? Allora è andata bene, tracce un po' così. Pensavo uscisse l'intelligenza artificiale, che è un tema attuale, invece no, sono usciti una cosa sui diari, una cosa sul mondo che è imperfetto, però è andata molto bene, speriamo, cioè questa è la mia impressione. Bene, bene, un po' difficile. Che hai scelto? È una cosa sul diario, tipo come veniva utilizzato prima. Ti aspettavi queste tracce oppure no? Io mi aspettavo più cose tipo sulla guerra, di attualità, tipo. Come è andato l'esame? Soddisfatto delle tracce? Sì, assolutamente soddisfatto. È stata in realtà anche relativamente semplice. Alla fine, sapendo un minimo Luigi Pirandello, per quelle due cose rispondi. Ho scelto la C2, tema di attualità. Bene, direi, sì. Avete usato quasi tutte le ore a vostra disposizione, ma siete usciti un po' prima, insomma, quando avete finito? Sì, 3 ore, basta, il primo della classe. È soltanto la prima prova, quindi era abbastanza semplice, ma era italiano, quindi le altre sono più il problema. Quindi sei più in tensione magari per affrontare i prossimi... Sì, gli altri sì, sono il problema maggiore secondo me. Questo qua era il più semplice. Chi hai scelto? Quello di Pirandello. Sì, Luigi Pirandello, ho scelto una prova in cui bisognava parlare un po' di quello che sapevi e elaborare una delle poesie che ha fatto, penso. Sì. Come è andato l'esame e la prova di oggi? Non difficile, ma ce l'ho fatta, spero e domani sia facile. E allora in bocca al lupo per le prossime. Grazie. Contento per questa prima prova? Sì, ho gestito, penso, bene il tempo, sono contento. Sì. Spero bene. Ti aspettavi le tracce che sono uscite? No, no, onestamente no. E quindi quale hai scelto? Ho scelto una traccia che parlava del diario, c'è la differenza diciamo nella parte moderna e antica, come veniva diciamo utilizzato il diario e ho scelto diciamo quello. Allora, torniamo a leggere il giornale, vediamo che si parla di Muggia, scontro sui sentieri muggesani, il transito deve essere libero, la denuncia dell'opposizione che chiede garanzie. Il sindaco Polidori replica dialogo con i proprietari, la percorribilità dei tracciati principali sarà garantita per quanto riguarda la fruizione del bosco dell'Arciduca. Oggi la posta di Muggia chiude per 2 settimane. Aquilinea e l'Alternativa, lavori fino al 3 luglio. Ancora invece ci spostiamo a San Dorligo, Coretti aspetta a San Dorligo un nuovo tavolo per la giunta, in ballo le trattative sugli assessori DEM, ancora appunto non c'è l'esecutivo che guiderà il comune. Nuovo belvedere a Santa Croce con panchine e vista sull'Istria, lo spiazzo ribattezzato con il toponimo Frnace è stato ricavato nel cuore del borgo sopra lo storico lavatoio e pavimentato con la ghiaia, un bel posto, insomma un altro bel posto della nostra provincia. Vediamo ancora, andiamo a vedere le pagine della cronaca di Gorizia Monfalcone, scorrendo rapidamente quelle diciamo così regionali e nazionali. Allora si parla nuovamente dell'Adriatica al posto dell'Audace, lo abbiamo visto in prima pagina, ma deciderà la regione. Intanto l'azienda nomina un perito per l'indagine, quindi la proposta di APT per ripartire e di rimettere la vecchia nave che era stata utilizzata negli anni scorsi, sostituire l'Audace con l'Adriatica, la motonave che dal 2021 aveva svolto il servizio marittimo per APT proprio sulla Trieste-Grado e che ora è impiegata sulla linea Lignano-Grado, e la proposta di APT che verrà valutata oggi dalla Regione per far ripartire il servizio di collegamento interrotto 8 giorni fa dopo che l'Audace ha rischiato di affondare al largo di Grado con 81 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. La Regione dovrà valutare
valutare se la proposta rientra nei termini del contratto e se ci siano altre offerte. L'Audace resta sotto sequestro nell'ambito delle indagini aperte dalla Procura di Gorizia e a tale proposito ieri la PT ha fatto sapere di essersi costituita parte offesa e di aver nominato un perito. Inoltre Caterina Belletti e Luca Di Benedetto, presidente e direttore generale, hanno voluto precisare alcuni aspetti della vicenda anche in riferimento alla polemica in Consiglio regionale, ricordando in primis che le autorità preposte hanno stabilito che l'Audace è idonea a svolgere il servizio sulla Trieste Grado. Come da esercizio autorizzato ha preso servizio il 1° maggio, lo ha svolto regolarmente nonostante le condizioni meteo marine a tutti note, alle volte ben peggiori di quelle dello scorso 12 giugno. I passeggeri sono stati oltre 2.300. APT ribadisce che si è trattato di avaria e non di naufragio, poiché questo avrebbe comportato l'affondamento. Vediamo ancora le notizie sempre appunto dall'Isontino, queste sono le pagine dell'economia, ma vediamo, ecco, dalla pagina dell'economia in realtà ricaviamo il titolo che abbiamo fatto anche noi ieri: Suez pesa sul porto di Trieste ma in maggio c'è la rimonta, e c'è stata anche un'analisi dell'andamento, insomma, dei traffici anche all'interno del porto di Monfalcone. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Tengono i volumi totali nel porto di Trieste nei primi 5 mesi dell'anno, anche se l'andamento dello scalo, come di molti porti mediterranei, è influenzato dal quadro geopolitico. Sono state appena 727 le navi container che tra gennaio e maggio hanno attraversato il canale di Suez, in calo di 69 unità, contro le 676 che hanno allungato la rotta doppiando il Capo di Buona Speranza. Malgrado la crisi congiunturale, lo scalo giuliano cresce del 5,5% sui volumi complessivi, con 24 milioni di tonnellate di merce movimentata rispetto al periodo gennaio-maggio dell'anno scorso. Le rinfuse liquide trainano la crescita, lieve calo invece delle merci varie e delle unità ro-ro transitate. Molto negative le rinfuse solide, con meno 78,5%, perché si è fermata la categoria prodotti metallurgici. Contrazione del 10,6% nei primi 5 mesi anche per i container, con 313.137 TIU movimentati, ma la flessione tende a ridursi. Calo congiunturale per il traffico ferroviario, meno 10,5%. Trieste è molto variegato in termini di differenziazione di portafogli, quindi i rischi sono anche divisi. Certo, il contenitore dal Far East è più soggetto a questo tema. Vedremo, noi siamo sempre ottimisti, è chiaro che se le crisi dovessero prolungarsi per tempi indefiniti, lo scacchiere rischia di diventare più critico. Uno sguardo anche al porto di Monfalcone, che da solo ha sviluppato volumi complessivi nel periodo gennaio-maggio di 1,5 milioni di tonnellate di merce, meno 12,6%, ma sembra in ripresa con il miglior mese di maggio degli ultimi 10 anni. Allora, questi dati del porto sia di Trieste che di Monfalcone. Torniamo a leggere i giornali e torniamo sui giornali nazionali. Qui siamo sul Corriere della Sera per parlare ancora una volta dell'autonomia, che ora è legge, il sì tra bandiere e proteste, lo vedete appunto sul Corriere. Lega col vessillo della Serenissima, opposizione col tricolore, Salvini esulta, tensioni con Forza Italia, critiche della CEI. Vediamo appunto il via libera all'approvazione definitiva l'ipotesi del referendum paventato appunto dalle opposizioni. Zero dialogo, testo sbagliato dalle regioni PD, faremo muro, dice Gianni, il governatore della Toscana, si creano disparità, siamo usciti dal Medioevo, giorno storico per noi leghisti, invece dice Zaia del Veneto, vantaggi per tutti. Ancora andiamo avanti, sempre la lettura del Corriere della Sera. Che cosa cambia per le regioni? Cosa sono i LEP, le 23 materie dal lavoro alla protezione civile? Queste tutte le domande e risposte sulla nuova legge in materia di autonomia differenziata. Le opposizioni, stavolta tutte, alla battaglia del referendum, annunciata la raccolta firme per abrogare la riforma. C'è anche l'appello di Renzi. Presidenza Italia Viva, ora corro io senza permesso in
stile Matteo, dice Luigi Marattin per quanto riguarda Italia Viva. Ancora andiamo avanti a fondo di Meloni sulle nomine UE, c'è chi vuole deciderle a tavolino, la leader rivendica un ruolo di massimo rango per l'Italia, il PPE non insegua la sinistra. Ancora avanti, sempre sul Corriere, Bruxelles, procedure sul deficit per Italia, Francia e altri 5 paesi. La Commissione europea, gli squilibri non sono più eccessivi. Gentiloni, debito alto, serve cautela nella spesa ma non è austerità. Giorgetti, mossa ampiamente prevista, avanti con correzioni responsabili, alla replica del Ministro del Tesoro, il taglio del cuneo fiscale è un obbligo e sarà confermato. Ancora trattative UE, incognita socialista, e conservatori superano i liberali. Nasce il terzo gruppo del Parlamento, il PPE restiamo noi maggioranza anche senza i Verdi. Mattarella, no ostracismi ma fermi sui valori, dice il nostro capo dello Stato. Vediamo ancora Macron contro la sinistra e lo stupro antisemita diventa un caso politico. Il presidente contesta l'idea di facilitare il cambio di sesso sui documenti, lite sul significato dell'odio anti-ebraico. Ancora andiamo avanti, sempre sul Corriere della Sera, guerra su Grillo nel movimento, ecco i due partiti, il fondatore con Raggi, ora azione politica diversa, Todde, comunità di persone non padronale. Sempre sul Corriere, Libano, Nasrallah alza la minaccia, il leader di Hezbollah avverte Israele, guerra senza limiti, poi diffida Cipro con non aiuti lo Stato ebraico. Patto d'acciaio tra Putin e Kim, l'abbiamo visto nelle prime pagine dei quotidiani, alleati contro le aggressioni, i due leader in limousine, la Russia allarga la sua influenza nella penisola coreana. Ancora andiamo avanti, l'America piange l'eroe del baseball, ci fece scoprire la follia razzista, scomparso Mays, leggenda e icona sociale, Willie Mays con la maglia dei San Francisco Giants nel 64. Ancora andiamo avanti, maturità, profili, selfie e blog ai tempi dei social, tema preferito da uno studente su 3. Tra i più scelti anche le riflessioni di Galasso e la parola di Paul Mattiot. Oggi la seconda prova, che sarà differente appunto a seconda dell'indirizzo della scuola. Qui vediamo alcuni studenti impegnati, ci sono alcuni approfondimenti proprio sulle tracce, Ungaretti, il Fante, il pellegrinaggio, Progresso e illusione secondo Pirandello, Galasso, i due blocchi e la storia d'Europa, anche questo insomma è stato un tema abbastanza scelto, poi la bellezza moderna della Costituzione, anche qui insomma questo approfondimento, ma non è tutto. L'intervista alla professoressa Cabidu e la traccia sulla Costituzione, sorpresa bellissima, fu un medico anti-Covid a ispirarmi quel testo, quindi è stata scelta proprio questa traccia. La professoressa Maria Agostina Cabidu, 62 anni, docente del Politecnico di Milano, risponde al telefono molto divertita, mica male l'incrocio casuale delle due cose, no? Davvero una combinazione che fa ridere, dice, non c'è dubbio, professoressa, 2 giorni fa ecco il suo nome fra i 180 costituzionalisti firmatari dell'appello contro la riforma del governo Meloni sul premierato, e ieri un suo scritto, La bellezza nella Costituzione, compare tra le tracce scelte dal Ministero per il tema di maturità. Questa è la combinazione che ha fatto divertire la professoressa. La sfida sul banco dopo la fuga da Kiev a Perugia, poi ancora a Ustica, l'unico studente a sostenere l'esame, poi ancora a Reggio Emilia, prof revisionista sostituita alle prove, e ancora l'inno di Venditti tradotto in latino, successo a Milano, notte pericolo imminente, i versi di notte prima degli esami tradotti e cantati in latino, anche questo accade prima dell'esame di maturità.
autorità. Torniamo invece alle notizie di casa nostra, o qui vicino, Gorizia, la pagina di Gorizia del Piccolo, dissequestrato il pozzo nel parco Coronini, ora via al restauro. Il pozzo tristemente famoso perché vi morì un ragazzino, Stefano Borges. Il direttore della Fondazione Polverino: entro l'anno conclusi i lavori nei giardini che così potranno essere riaperti. Il tempo sospeso, le transenne e l'erba alta. Qui vediamo le immagini che si sono fermate a quel tragico 2020. Nuova tranche di contributi da 1000 anni di storia. I dettagli verranno illustrati lunedì nella sala consiliare di Gorizia. La dotazione finanziaria di 1.700.000 euro per progetti di rigenerazione. Si svela il primo inno di Go 2025 per le bande, una marcia gioiosa e dal ritmo incalzante. Venerdì sera in piazza Sant'Antonio l'esecuzione del brano da parte dei musicisti dell'orchestra Senza Confini Gong. Ancora andiamo avanti, sempre a leggere i giornali. Qui ci sono anche le scuole naturalmente dell'Isontino e gli studenti impegnati nell'esame di maturità. Leadership di Cisinte, nuove opzioni, centrodestra al bivio dopo il voto in Unione Europea. Vediamo appunto l'analisi nella pagina di Monfalcone, il dibattito e le manovre in vista delle amministrative 2025. Il centrodestra e la leadership, un rapporto d'amore e soggezione, ma ora che l'onorevole Anna Cisinte proiettata tra Bruxelles e Strasburgo, la coalizione si colloca a un bivio in previsione del rinnovo amministrativo del 2025. Si fanno alcuni nomi, per esempio c'è tempo per pensare alle candidature certo abbiamo in Fratelli d'Italia tante persone valide, dice la senatrice Francesca Tubetti, poi ancora Sandra Savino, coordinatrice regionale di Forza Italia, dice una parte dei voti dunque vediamo, mentre sul ruolo di Cisint in vista del 2025 dice è un problema che non mi pongo, lo deciderà il suo partito. Federico Razzini della Lega, altri consensi, insomma si fa un po' il toto futuro per quanto riguarda Monfalcone. San Polo, accordo di aree per la sosta, Riccardi lancia il park multipiano. La carenza di parcheggi si riverbera soprattutto su chi si deve recare al pronto soccorso. Qui vediamo un'immagine appunto del retro dell'ospedale di Monfalcone San Polo, l'annuncio in Consiglio regionale, il consigliere Bullian contesta però la mancanza di un cronoprogramma. Voci su un trasloco del mercato, ma i posti coinvolti sono 10. I timori degli ambulanti dopo la convocazione di una riunione urgente, ma l'assessore Fasan rassicura cambi previsti solo sul lato interno di via Rosselli, una questione tutta cittadina. Torniamo fra pochissimo, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, a fra poco. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora sono le 8:06 e siamo in compagnia di Martina Maknic della 4ª circoscrizione della lista Punto Franco. Buongiorno dottoressa, buongiorno a tutte e a tutti e grazie per l'invito. Grazie di essere qui. Allora stavamo un po' chiacchierando fuori onda sui vari temi, insomma l'attenzione. Volevo subito chiederle, siccome il signor Luigi prima questa mattina ha telefonato segnalando una situazione, adesso comincia l'estate, quindi ricomincia anche la movida. Il signor Luigi abita nella zona di Via del Ponte, Via delle Beccherie, insomma una zona calda sul fronte della movida, assolutamente. E diceva ieri sera non si poteva dormire, musica altissima, centinaia di persone in strada, un vero e proprio concerto, dice lui, simile a quelli dello stadio Rocco di Max Pezzali in Via delle Beccherie. Probabilmente esatto, ci sarà stato un concerto all'interno insomma di qualche locale, di qualche esercente, di qualche locale della zona. Dottoressa, guardi, è un tema che in circoscrizione conosciamo molto bene e che abbiamo affrontato anche più volte. Sono anche con l'illustrazione da parte degli assessori del nuovo regolamento Movida che è stato promulgato non molto tempo fa, che ha visto degli accorgimenti insomma, per
ottemperare a quello che deve essere un equilibrio, no? Tra diritto a riposo, diritto allo svago e diritto anche degli esercenti di fare egregiamente il proprio lavoro. È un tema molto spinoso, un tema molto spigoloso, e ciò che è scritto sulla carta poi non sempre può trovare attuazione nella realtà, perché tra 100 esercenti virtuosi ci può essere uno meno virtuoso che insomma di fatto poi scongiura tutte le buone intenzioni che arrivano da parte dell'amministrazione comunale e dai territori come il nostro, appunto, che sono centrali rispetto al tema Movida e che se ne occupano costantemente. Sul tema dell'orario, da quello che noi sappiamo, fino a mezzanotte dovrebbe esserci proprio la possibilità di, con i regolari permessi, insomma, di espletare questo tipo di attività ludiche con concerti, musica eccetera, ancorché anche l'esercente stesso deve essere adeguatamente adibito, no? Poi a poter esprimere insomma questo tipo di attività ludiche. Fino a mezzanotte c'è la possibilità di farle queste attività all'aperto con musica anche a volumi insomma, auspicabilmente non elevati al punto da dover disturbare il riposo dei residenti, però a volte mi rendo conto che il volume va oltre i limiti consentiti, e qui si arriva anche a un tema di inquinamento acustico, perché c'è anche un tema insomma, legato ai volumi troppo elevati. Ci sono delle deroghe, le deroghe di orario attengono però all'interno del regolamento a date ben precise o eventi ben precisi come Ferragosto, Barcolana, Capodanno, ecco, tutto ciò che va fuori queste giornate che hanno una deroga intrinseca da regolamento è comunque passibile di sanzione. Mi rendo conto anche che la Polizia Municipale non ha in questo momento, soprattutto di notte, pattuglie adeguate per poter presidiare tutte le segnalazioni che arrivano. Tenga conto che proprio l'anno scorso, dottoressa, noi avevamo chiesto a spanne alla Polizia Municipale quante segnalazioni di questo tipo fossero arrivate. Tenga conto che alla fine del 2023, quindi le parlo insomma di una cifra relativa all'anno scorso, non al 2024, erano sulle 100 segnalazioni verso la fine del 2023 che arrivavano sistematicamente alla Polizia Municipale. Quindi far fronte a tutte queste segnalazioni, ancorché la Polizia Municipale è stata anche implementata con nuove risorse, eccetera, però soprattutto in orari notturni diventa un po' più complesso. Sta al senso civico e al rispetto delle regole degli esercenti, che per lo più, ribadisco, sono virtuosi, tentare di mantenere questo equilibrio con i residenti. Un'altra segnalazione invece riguardava un'altra zona della città, però un tema sicuramente molto presente in tutte le circoscrizioni cittadine, che è quello della tutela dei pedoni, quindi dei passaggi pedonali che non sempre sono protetti, ma risultano magari pericolosi, anche qui per abitudini che stanno prendendo piede purtroppo tra gli automobilisti di non rispettare appunto il passaggio pedonale, correre magari in maniera eccessiva, sia automobilisti che scooteristi magari, perché il signore parlava proprio di entrambe le categorie. Via Giulia, lui segnalava all'altezza delle rotonde del Boschetto, centro commerciale, un rettilineo che viene preso un po' come una pista, no? E quindi chiedeva la messa in sicurezza dei passaggi pedonali, in sostanza, un problema che si ripete anche nella quarta circoscrizione. Anche questo è un tema noto che è assolutamente attenzionato, e sono d'accordo con lei quando sostiene che il codice della strada ormai è un po' un optional. Io sono in macchina ogni giorno, uso regolarmente la vettura, molto spesso insomma auspicabilmente vado a piedi, perché ritengo che i ritmi più lenti siano anche più confacenti a una qualità della vita più elevata, si può, no? Però non sempre si può, e noto io stessa, insomma mi ritengo una persona prudente, che ormai non ci sono limiti di velocità che vengono rispettati, non ci si ferma alle strisce pedonali. Non so se nota, ma molto spesso il pedone ringrazia ecco, io stessa lo faccio ormai, che dovrebbe essere un diritto acquisito. Dovrebbe essere il contrario, esatto, no? Io quando attraverso la strada sulle strisce ringrazio la persona che si ferma. Sugli attraversamenti pedonali in alcune zone che, come dire, invitano l'autista a correre in maniera un po' più sconsiderata, ripeto, è un tema molto attenzionato anche qui da noi, soprattutto in Viale Campi Elisi, no? Che è una delle zone della nostra circoscrizione
un po' più a scorrimento esatto, veloce, un po' più pertinente rispetto a questa tematica, tanto che proprio su segnalazione di un residente abbiamo avuto un'informazione di prima mano che molto presto dovrebbe essere progettata un attraversamento pedonale proprio sul viale Campi Elisi, se non ricordo male all'altezza del numero 59, ma potrei sbagliare, tenga un po' prima dei ristoranti che sono tra il cavalcavia e l'imbocco della superstrada. Sì. Quindi a quel livello dovrebbe essere al più presto posizionato un attraversamento pedonale, perché la sicurezza soprattutto dei pedoni è in questo momento fondamentale, perché è un po' una giungla ormai transitare per le strade cittadine. Diventa pericoloso. Guardi, io stessa sarei stata comunque molto favorevole alle zone 30 in alcune zone, certo con criterio, pensate in maniera adeguata, certo, però secondo me scongiurerebbero una certa allegria nel pigiare l'acceleratore. Infatti sarebbero un deterrente, quindi a tutto vantaggio di chi circola a piedi, no? Allora, Piero ci scrive: vorrei proporre una soluzione di viabilità in un punto critico di Trieste, si tratta dell'incrocio tra via Malaspina e via Caboto, chiedo se detto incrocio possa essere trasformato in una rotatoria con precedenza a chi è già all'interno della stessa. Questa richiesta in quanto la visibilità e la sicurezza di chi si immette in via Caboto in direzione centro proveniente da via Malaspina, spesso alla guida di mezzi pesanti come nel mio caso, sono fortemente compromesse dai piloni autostradali siti in loco. Gli spazi per la realizzazione della rotatoria ci sono e ritengo che per tale realizzazione siano sufficienti delle strisce verticali con ovvia installazione di segnaletica, strisce immaginiamo orizzontali, con ovvia installazione di segnaletica verticale, sempre disponibile per un'eventuale ulteriore spiegazione. Ringrazio per l'attenzione. Grazie a lei assolutamente Piero per il suggerimento, cerchiamo di diffondere anche questa possibilità, detta poi da una persona che guida un mezzo pesante, quindi evidentemente sente particolarmente, che sa di cosa sta ecco, parlando. Proprio no? in virtù dello scongiurare elevate velocità e concorrere alla sicurezza stradale, sicuramente le rotatorie sono un'ottima soluzione, soprattutto in quella zona, verso la zona industriale, ce ne sono molte, quella che va dalla fine di via Flavia che poi prende la strada verso Muggia, o poi anche proseguendo, mi pare verso San Dorligo. A breve ci dovrebbe essere anche una rotatoria in essere nelle zone di via Frigessi, ma su questo sospendo la puntualizzazione di questa cosa, però ritengo che sia al vaglio anche una soluzione di questo tipo. Allora, parliamo ancora di rinnovamento di luoghi storici, possiamo dire così, della nostra città, legati comunque anche alla viabilità. Vedo pronto il nostro Bernardo Gulotta dalla zona della ormai ex Luminosa, anche se per noi probabilmente resterà sempre la della Luminosa. Ci vediamo là della Luminosa. Ci vediamo là della Luminosa. Allora, buongiorno Bernardo Gulotta, a te la linea. Buongiorno Laura, buongiorno alla consigliera Machnic e a tutti i telespettatori. Avete detto bene, siamo là della ex Luminosa, che però sarà di nuovo Luminosa, con il progetto che vedrà sorgere un nuovo manufatto, così anche definito dalla tabella, riqualificazione manufatto pubblicitario La Luminosa, che prenderà il suo posto ovviamente dove era prima. Oggi c'è una spianata con i mezzi che hanno proprio consentito l'abbattimento della ormai ex Luminosa. Qui sorgerà un nuovo manufatto, dicevamo, che sarà moderno, tecnologico, allacciato alla fibra ottica, motivo per cui infatti nei prossimi giorni ci saranno gli interventi di posa di tutti i cavi, di tutta l'infrastruttura che servirà per alimentare e anche rendere più accattivante la Luminosa, che avrà dei pannelli e quindi sarà in chiave moderna. Noi la Luminosa l'avevamo lasciata
con ormai uno stato di degrado e di abbandono. Ricordiamo che il manufatto è stato poi nel 2019 anche preso da una ditta, quindi è diventato, diciamo, privato come spazio pubblicitario, però ecco, in quelle condizioni non era più né elegante né dignitoso per la storia che rappresenta lasciarlo in quelle condizioni. Ecco perché è stata avviata l'opera di riqualificazione, che adesso è nella sua fase 2, nel senso che dopo l'abbattimento ora servirà posare l'infrastruttura e i sottoservizi, e dopo la costruzione. Non dovrebbe, diciamo, impiegare troppo tempo l'erezione della nuova luminosa, perché già a metà luglio, quindi insomma ancora un mesetto scarso, si potrebbero vedere i risultati di questa operazione per portare in via Carducci una ventata di novità, rimanendo però ancorati alla tradizione, cioè quella del luogo e anche della struttura, che è stata per molti punto di ritrovo, che è stata per molti luogo dove fermarsi per guardare le locandine dei cinema. Almeno la mia generazione utilizzava la luminosa, usciti dalle scuole, fra l'altro qui nella zona fra il Viale 20 Settembre e il Foro Ulpiano ci sono diversi istituti, c'è l'Istituto Dante, nella parte che alle mie spalle ci sono altre scuole, la media Divisione Iulia, la elementare Dardi, insomma ci sono diversi istituti, c'è un gran via vai di studenti, sempre stato in questa zona anche per la vicinanza delle piazze Goldoni e Oberdan, che sono snodi automobilistici importanti. Passare in via Carducci era quasi d'obbligo per molte persone per raggiungere casa o scuola, proprio nelle mattinate, dove molti anche sotto la pioggia si rifugiavano sotto la luminosa, che fungeva anche da luogo di riparo per l'autobus che è qua a pochi metri. Autobus che da qui si è spostato, da fermata è rimasta, ma insomma perché poi verrà riposta nella sua posizione, ma provvisoriamente la fermata dell'autobus si è spostata di poco al civico 12 di via Carducci, che è, e ringrazio Enzo Iannacone che sta praticamente compiendo una torsione per farcelo vedere, quella piccola tabella che vedete forse là in fondo, oltre a quella ulteriore area di cantiere, ecco lì è stata spostata la linea dell'autobus. Qualche ragazzo prima aveva le valigie, i trolley, mi aveva chiesto proprio ma dove ferma l'autobus adesso? E insomma la fermata è poco più in giù, se guardiamo verso in giù il luogo di piazza Oberdan. Quindi la luminosa, come detto, tra un mesetto sarà ultimata, noi torneremo a vederla in quella che è la sua nuova veste, che sarà sicuramente, come detto, moderna, e speriamo che possa essere apprezzata anche dai più nostalgici, che forse sono quelli un poco più restii a vedere una struttura che è diventata un simbolo della città in una chiave totalmente diversa, ma tant'è, è segno anche del tempo che avanza, che migliora, che progredisce. Sarà, come detto, tecnologica la luminosa, e proprio la necessità di posare i cavi della fibra ottica serviranno proprio per renderla anche molto smart, usiamo questo termine. Noi ora ci sposteremo altrove, Laura, c'è anche un discreto traffico a quest'ora del mattino, inevitabile. Vediamo, per un giovedì mattina. Vi restituisco la linea, ci sentiamo dopo. Va bene, grazie a Bernardo Gulotta per il racconto, insomma, di quello che succederà adesso lì alla Luminosa. Ha ragione, insomma, sarà sicuramente un qualcosa di più moderno. È la fine di un'epoca, mi permetta, nel senso anche l'inizio di un'altra. È l'inizio di un'altra, però assolutamente, insomma, bisogna andare avanti, come diceva il dottor Gulotta, insomma, la tecnologia avanza, poi insomma credo che sarà anche molto interattiva, da quello che ho capito, sì, infatti, la nuova struttura. Però ecco, per quelli della mia generazione era un simbolo, qualcuno ci resta legato sicuramente. Allora ci scrive anche il signor Visintin, dice: cara signora conduttrice, suo gratitissimo ospite consigliera circoscrizionale Martina, buona giornata da Claudio Visintin. Grazie a Umberto Bosazzi per il suo impeccabile, come sempre, reportage in video della scuola allievi agenti della Polizia di Stato Vincenzo Raiola, sita nel rione di San Giovanni, che è una fucina di insegnamento con sapienza,
conoscenze, esperienze e calore umano verso i frequentatori futuri poliziotti. Eravamo presenti alla bellissima cerimonia di giuramento. Un plauso particolare va al primo dirigente della Polizia di Stato, dottoressa Antonella Carnielutti, che ne è il direttore, e a Alessio Edoardo, segretario della FSP Polizia, il quale contribuisce assieme allo staff di buon funzionamento della struttura, che fra l'altro conosco da anni e ritengo splendide persone. Grazie Claudio del ringraziamento che giriamo alle persone che ha citato, a cominciare dal nostro Umberto Bosazzi, che ha fatto davvero un bel servizio, l'abbiamo rivisto anche questa mattina. Allora, c'è una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Laura, a lei e alla sua ospite, sono Silva da Monfalcone. Buongiorno Silva. Senza fare un appunto a nessuno, perché forse la sua ospite non era ancora nata il 24 aprile del 98, finalmente in certi CUP viene riconosciuto il rimborso per le visite mediche private. Però io dico una cosa, è una vergogna che in 26 anni, senza fare la colpa alla sua ospite, glielo dico sinceramente, di tutti, sia dell'estrema destra all'estrema sinistra, nessuno ha mai parlato di questo. Ci è voluta una trasmissione televisiva per mettere queste cose in evidenza. Però c'è anche un altro problema, visto che ormai le visite private vanno dai 150 ai 200 euro, per non andare ancora oltre, chi non ha la possibilità, come fa a pagarle, visto che il rimborso arriva una quarantina di giorni dopo? Voglio una risposta, voglio è sbagliato, desidero una risposta dalla sua ospite e vi auguro a tutti e due una buona giornata. Grazie Silva, buona giornata anche a lei. Allora parla del riconoscimento del rimborso, no? In caso non ci sia appunto la possibilità di dare un appuntamento, sia troppo lunga le liste d'attesa, insomma, per una visita specialistica, per una prestazione sanitaria, insomma in qualche modo c'è la possibilità appunto di avere il rimborso, però finora non se ne parlava, non se ne parla mai, anche perché credo siano un po' sotto silenzio. Io ringrazio la signora che ritiene che nel 98 non fossi nata, ma volevo rassicurarla sul fatto che ero abbondantemente nata, comunque la ringrazio. Ritengo anche che il tema sanitario sia un tema squisitamente regionale, insomma io comunque mi occupo di temi più locali, circoscrizionali, ma provo, insomma, per quanto di mia competenza non mi sottraggo insomma all'invito della signora e cerco di rispondere per quelle che sono le mie competenze in materia. Diciamo che il tema del sistema sanitario in questo momento è assolutamente centrale, dello spostamento dell'asse verso un sistema privato convenzionato, ancorché privato tout court, mi sembra che sia la strada verso la quale stiamo andando, e non è un sistema chiaramente che ha la mia, come dire, il mio plauso, perché ritengo che la sanità pubblica sia uno di quei sistemi che ci hanno regalato che ci ha regalato la nostra politica negli anni. Tina Anselmi nella fattispecie, una grande donna in politica che insomma si è distinta e che ha fatto, come dire, questa riforma e questo regalo agli italiani, e che invece di difendere purtroppo si sta smantellando pezzo per pezzo in virtù, in direzione di una sanità sempre più privata o convenzionata / privata. Per quanto attiene la possibilità che illustrava poc'anzi la signora, so che c'è questa possibilità, non so però quali siano i tempi di attuazione della medesima, perché ancorché si possa fare una richiesta di questo tipo, perché probabilmente la legge lo prevede, anzi sicuramente rispetto a quello che diceva la signora, e anche io ero informata su questa possibilità, ritengo però che i tempi di attuazione possano essere veramente molto dilatati nel tempo. Forse sentire Asugi o informarsi insomma nei distretti per capire quali sono proprio le procedure, le tempistiche, le procedure più veloci per poter predisporre insomma di questa possibilità, credo possa essere la strada
migliore che mi sento nella mia, per quello che attiene insomma alla mia cerca di competenza, di consigliare alla signora. Allora, credo ci debba essere, ci scrive Renata, un equilibrio anche tra proposte di svago per cittadini giovani e proposte per i meno giovani, e torna quindi sul tema della Movida. Cosa c'è a Trieste la sera per la gioventù? Ma perché non rimettiamo in auge la diga? Non ditemi che anche quella, come Bagno Ferroviario e Kral, sono sotto giurisdizione dell'autorità portuale, dice Renata. Però è vero, insomma, c'è stato qualche imprenditore che poi ha tentato di rimettere in piedi negli anni. Però poi non è mai confluito in nulla, credo sia un tema di permessi o di sicurezza addirittura, dottoressa. Quindi anche io di costi, insomma, di costi, di gestione, eccetera. Un po' difficile, no? Però in effetti è una buona idea. È un'ottima idea, ma le location ci sarebbero in città, dei posti dove poter anche proporre insomma delle soluzioni un po' più accattivanti per i giovani, che sono d'accordo con la signora, i giovani si spostano a Staranzano, da quello che so io. Ci sono delle realtà a Staranzano per i ragazzi di 20 anni che insomma in qualche modo soddisfano le loro esigenze di divertimento. Che una città come Trieste non sia in grado di proporre ad una fascia così molto importante, che insomma ha anche tutto il diritto, soprattutto dopo il Covid, questi ragazzi hanno passato comunque degli anni difficilissimi e hanno il diritto assodato di poter avere dei loro spazi. È un tema assolutamente centrale al vaglio e noi stessi ne abbiamo parlato anche in circoscrizione di quelli che sono proprio i temi e le possibilità per una movida sana, diciamo, che sia in virtù dei ragazzi di una certa fascia. Però grandi soluzioni, questo lo abbiamo toccato con mano, in questo momento a Trieste non ci sono. L'unica possibilità è stare al bar con il bicchiere in mano, ma credo che non sia esattamente l'unica proposta che una città che ha la vocazione anche turistica, ludica, culturale, che a Trieste possa e debba come dire, presentare ai nostri giovani. Ci sono anche pochi spazi di aggregazione per fare cultura, per fare musica, spazi dove poter magari fare delle prove con il proprio gruppo musicale. Ecco, ci sono anche queste realtà mancano, secondo me, nella nostra città. Andrebbero forse aumentate, no? In qualche modo ci vorrebbe più una programmazione. Ci vuole un investimento, una programmazione. È un invito che faccio all'amministrazione locale. Chiusure delle strade, ci scrive invece Cinzia. Chiusura strada, vorrei avere delle informazioni se chiuderanno vie o strade per il G7 o per l'arrivo del Papa. Sicuramente ritengo che per una questione di sicurezza, per l'arrivo del Papa sicuramente sì. Assolutamente, ma anche per il G7 e anche per il G7, sì. Ci diceva prima il commissario De Grassi, se adesso non ricordo male, che proprio per le giornate tra il 26 e il 29 sono previste alcune limitazioni, in particolare sulle rive, banalmente, però insomma ci sarà un po' di disagio, ma insomma e ne parleremo sicuramente. La questione di sicurezza è talmente dirimente, talmente importante che insomma i triestini dovranno ahimè fare un piccolo sacrificio per quelle giornate. Come spesso accade, come è giusto che sia in questi eventi e in questi appuntamenti così importanti dal punto di vista istituzionale e religioso. Qui c'è la vignetta su quello che è successo con l'Audace, la nuova barca per grado, sì, la Savogar, insomma, al di là della spiritosaggine del nostro Marco Englaro, che salutiamo e ringraziamo, è ancora in auge, no, questo problema, viene riportato più volte anche al Consiglio regionale di ieri se ne è parlato. Francesco Russo appunto ha riportato il tema all'attenzione dell'assessore, l'assessore poi ha risposto che ci vogliono ancora approfondimenti, no? Se abbiamo capito bene, però c'è questa ipotesi di ripristinare la vecchia barca, la prima, non appunto l'Audace, ma l'Adriatica, se non mi ricordo male, ecco, questo è un problema. Questo è un problema, sì, perché proprio ieri appunto ha accolto, dottoressa, prendo il suo assist. Proprio ieri Francesco Russo, che poi insomma è il nostro fondatore di Lista Rosso Punto Franco, ha fatto un intervento molto puntuale e puntuto in Consiglio regionale su questo tema. Si è scongiurata una strage, nel senso che è andata bene, però insomma c'erano quasi 80 persone a bordo e conclamato che l'Audace non è
spendibile per poter navigare in un golfo, ma è, come dire, progettata in una navigazione in laguna. Questo insomma è assolutamente assodato. Dopodiché ho letto anch'io oggi sul giornale locale che torna in auge l'Adriatica, che mi sembra veramente che, voglio dire, la soluzione è forse peggio del problema, nel senso che da quello che ricordo l'Adriatica gli anni scorsi partiva a intermittenza, insomma c'erano comunque delle problematiche sistematiche, spesso non partiva, quindi insomma mi sembra che tra le soluzioni possibili sia stata scelta forse quella più criticabile. Auspico che APT insomma possa fare un ragionamento in termini un po' più centrali o un po' più di buonsenso rispetto ad un'alternativa che propone rispetto all'Audace. Vero è che il tema delle tratte Trieste-Grado in questo momento è una problematica che va gestita dal punto di vista istituzionale e delle concessioni in maniera totalmente centrale ed è centrale e obbligatorio parlarne in questo momento e porre l'attenzione su questo punto, come ha fatto ieri Francesco Russo in Consiglio regionale. Anche perché il sistema proprio di trasporto, soprattutto poi dopo il Covid, l'aumento del traffico anche su gomma, insomma, sta prendendo molto piede, no? È molto gradito non solo ai turisti, ma anche molti triestini per spostarsi a Grado oppure a Muggia, eccetera. Ma poi alleggerisce anche il traffico, barca, no? Guardi, ne parlava credo proprio il dottor Zeno D'Agostino in una delle ultime interviste che ha rilasciato, di incentivare le tratte via mare, tratte, no? Anche via perché mare alleggeriscono il traffico cittadino, però infatti devono essere, come dire, supportate da una flotta adeguata a quelle che sono le caratteristiche del nostro golfo. Non siamo Venezia, abbiamo un golfo insomma che ha delle perturbazioni, e quel giorno in cui c'è stata la tragedia scongiurata per fortuna dell'Audace, il mare non era neanche particolarmente grosso. Quindi insomma, è una riflessione che va fatta chilometri di vento. Esattamente, orari, no? è una riflessione importante che va fatta nelle sedi preposte, e voglio auspicare in maniera ottimistica che verrà trovata la soluzione più adeguata, ma insomma noi come opposizione sicuramente stiamo a monitorare. Lo state chiedendo. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, ancora in compagnia della consigliera della 4ª circoscrizione Martina Macnic. Rieccoci in studio nuovamente in diretta, 8:36. Allora, siamo sempre in compagnia della consigliera della 4ª circoscrizione della lista Punto Franco, Martina Macnic, che sta rispondendo alle vostre telefonate, alle vostre mail. Allora, ce ne sono alcune che devo ancora leggere. C'è la signora Daniela che da San Giovanni ci chiede, ho già presentato più volte il problema, ancora non è stato fatto nulla. Il problema è questo: alla fine della via Raffaello Sanzio c'è un campo di calcio dell'Associazione San Giovanni, non ci sono strisce pedonali che possono permettere anche ai ragazzi molto giovani di attraversare in tranquillità. Oltretutto proprio di fronte al campo c'è un parcheggio a pagamento dove spesso i genitori con i bambini lasciano le auto, devono quindi fare quel passaggio di strada che manca di strisce pedonali, insomma, quindi magari le consigliamo Sì, posso solo girare la segnalazione ai miei colleghi di 6ª circoscrizione che presidiano la zona di San Giovanni. E proprio sulle circoscrizioni ci scrive il signor Nevio e dice: buongiorno Sveglia Trieste, non ho ancora capito, un po' polemicamente, insomma introduce un tema interessante secondo me, a che cosa servono le circoscrizioni. Forse è l'apprendistato della politica, perché non vedo altro visto che i cittadini si lamentano su tutto. Allora, che i cittadini si lamentino su tutto non è necessariamente conseguente all'esistenza delle circoscrizioni. Comunque colgo lo spunto della mail di questo signore per sottolineare invece che le circoscrizioni ci sono, servono, sono il decentramento amministrativo, sono il collettore tra la cittadinanza e il comune, e hanno una valenza e un compito importantissimo da questo punto di vista, che però a volte non viene adeguatamente valorizzato. Ecco, io da consigliera circoscrizionale auspico invece che le circoscrizioni vengano sempre di più
messe sotto attenzione anche da parte dello stesso comune, della stessa amministrazione, che insomma sì, ci coinvolge. Ricordo che non siamo un organo deliberativo ma consultivo, però insomma di fatto tutto ciò che deve essere deliberato con pareri che attengono poi a ciò che arriva in Consiglio Comunale, di fatto tutto ciò che è dirimente, importante per i nostri territori, passa sempre attraverso l'analisi dei consiglieri circoscrizionali. Raccogliamo segnalazioni, abbiamo il polso della situazione di quelle che sono proprio le criticità e i problemi dei nostri territori, li riportiamo ai nostri consiglieri comunali che poi ne fanno oggetto di domande di attualità, interrogazioni e possono portare avanti i problemi all'interno del Consiglio Comunale. Quindi ritengo abbiamo un ruolo assolutamente centrale di ascolto e di collettore, ripeto, tra territorio e comune. Auspico che le circoscrizioni vengano sempre più valorizzate, venga sempre data loro un po' più di luce, importanza e anche poter magari deliberare su alcune piccole cose come buche sulla strada, marciapiedi, insomma se questo tipo di segnalazioni venissero affidate anche nella risoluzione finale alle circoscrizioni, probabilmente si perderebbe anche molto meno tempo nel processo, nella procedura stessa di risoluzione di queste piccole criticità. Voglio sperare che si vada in quella direzione. Non so, come diceva il Signore, se è anche una scuola di politica, vero è che insomma entri in contatto con tutto ciò che è la macchina amministrativa e questo non può che essere arricchente dal punto di vista, diciamo, dell'esperienza che si fa in questi 5 anni di consigliatura. Ecco, un'esperienza positiva, mi diceva prima fuori onda, è stata l'audizione recente sul bilancio delle circoscrizioni, no? Con l'assessore Bertoli. In quel caso noi adesso entro la settimana prossima dobbiamo deliberare sulla prossima variazione di bilancio che verrà portata in Consiglio Comunale. E lunedì sera siamo stati convocati tutte le circoscrizioni insieme, tutte 7 circoscrizioni, dall'assessore preposto in comune, proprio nella sala del Consiglio Comunale, in audizione. Quindi ecco, questo sottolinea anche l'importanza che hanno le circoscrizioni rispetto a certi temi. La variazione di bilancio è sicuramente un parere molto importante, insomma il bilancio è il documento più importante in un'amministrazione pubblica e noi siamo sempre comunque coinvolti. Sono personalmente contenta che questa audizione sia stata fatta, questa seduta sia stata fatta in presenza, perché molto spesso alcuni assessori ormai hanno preso la briga di illustrare i pareri in via telematica, quindi online. Direi che insomma vedersi tutti in plenaria, poter avere un confronto politico, un dibattito seduta stante è stato sicuramente costruttivo. Voglio pensare, voglio sperare che si possa andare ancora nella stessa direzione nel prossimo futuro. Allora, c'è una telefonata, la sentiamo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno carissime, Enrico da Trieste. Buongiorno. Volevo tornare sui problemi del traffico di rotonde, isole, zebre, vetture varie che corrono all'impazzata e ricordo che tutto ciò è profondamente opposto a quello che ci dicono i politici che dovrebbe essere l'era della green economy. A Trieste circolano in questo momento, in questo istante, almeno 20.000 vetture contemporaneamente con una concentrazione enorme nell'atmosfera di gas e veleni vari. Abbiamo il benzene, toluene e soprattutto nitrati e prodotti solforosi che sicuramente non fanno bene e contribuiscono a un progressivo peggioramento della salute di tutti coloro che ahimè sono costretti a frequentare i centri urbani. Perciò la raccomandazione e l'indicazione dei politici dovrebbe essere indirizzata piuttosto a una drastica diminuzione di questo traffico urbano con creazione di aree verdi interdette al traffico e soprattutto per chi ne ha la possibilità l'incentivazione della mobilità elettrica che come voi ben sapete a Trieste non esiste. Il Comune non costruisce colonne di alimentazione e statisticamente in questo campo credo che rappresentiamo in Europa la parte finale della coda sul tema delle auto elettriche. Sto per concludere. È inutile parlare di ambiente e risparmi energetici quando abbiamo un traffico giornaliero con consumo pazzesco di oltre 200 o 300 tonnellate al giorno di combustibile e quindi un inquinamento. In più stiamo rendendo problematica anche la circolazione di mezzi pubblici quali ambulanze, bus e taxi che sono rallentati dai privati.
Negli ultimi tempi poi, questa è un'aggiunta, una ciliegina, è aumentata la tendenza dei triestini di acquistare auto a grossa cilindrata che hanno consumi e ingombri pazzeschi. Un commento sarebbe gradito, vi auguro buongiorno e buon lavoro. Grazie Enrico, buona giornata a lei. Allora, concorda un po' con l'analisi che fa il nostro telespettatore della situazione attuale del traffico a Trieste? Concordo con l'analisi di questo signore, concordo sul fatto che bisogna andare sempre di più verso un sistema di mobilità sostenibile. L'auspicio è quello di prima o poi chiudere il centro cittadino alle macchine, soprattutto la zona delle rive, liberare le rive dai parcheggi, ma ciò implica dover costruire anche dei parcheggi di cintura, rafforzare il servizio di trasporto pubblico. Certo che si va e si deve andare in quella direzione. Per quanto riguarda le auto elettriche sono ancora, secondo me, non del tutto insite nella mentalità. Sì, non c'è ancora e non c'è ancora anche la rete di infrastruttura. Esatto, e non c'è neanche la rete appunto di infrastruttura che consenta di mantenere e di essere performanti rispetto a un'auto elettrica. Come diceva il signore, ci sono poche centraline che consentano il caricamento delle medesime. Per quanto riguarda invece il discorso di fare in modo che sempre più il traffico cittadino venga alleggerito, chiudere zone pedonali, liberare le rive dai parcheggi, fare in modo che dei grandi parcheggi di cintura possano circondare la zona del centro per poter poi raggiungere più comodamente a piedi o con i mezzi pubblici il centro stesso. Credo che la città assolutamente ne guadagnerebbe, non solo in termini di bellezza ma anche in termini di salute per la cittadinanza. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno Laura, sono Alba. Alba, buongiorno. Sì, buongiorno. Laura, allora, ho ascoltato prima il vostro articolo che parlava di luminosa, era luminosa, no? Gulotta. Sì, allora, esatto. Però perché questo si tratta che per quanto famosa per tutti, ma è per la gente che è per il mondo triestini e la gente che bisogna visitare. Allora mi ho dei motivi, perché diciamo proprio quel negozio era di mia nipote che adesso da poco l'ha chiuso, no? E allora mi è successo tante volte di essere lontani in viaggi miei in giro per il mondo e avevo la maglietta di Trieste che avevo comprato là. Allora una volta ero a New York al Times Square e su dell'albergo erano degli italiani turisti e ho detto: oh, guarda Trieste, che bella città, dovremmo tornarci. E allora ho detto: ah, conoscete? Sì. Dice sì, perché abbiamo un nostro nipote che studia all'università a Trieste e quando andiamo lì. Dopo un'altra volta sono a Tenerife in spiaggia e anche l'ase della gente non so che si trovava per caso sempre con la mia maglietta del saggio e mi commenta anche loro qualcosa, no? Allora devo dire la verità, perché veramente era conosciuto, è un negozio bello, ma questa luminosa sempre il riferimento era quello. Certo. Perché hai detto che stai trattando bene, che si ricorda, allora un giorno entro per entrare in negozio e io delle persone turisti fuori dalla porta, gente in certa età, e mi dici: signora, mi scusi, da che parte si trova il mare? Mi vado a ridere. E allora aveva questa piantina che ha preso là in negozio, che ha comprato sul banco del turismo, no? Che può prendere la piantina. Sì. E gli dico: venga con me, vengo portare sull'angolo e gli dico: vede lassù, Battisti, lassù si vede la collina, dalle parte opposte il mare. Ah, grazie, perché noi siamo venuti qua perché siamo stati l'altra volta, ma adesso ci siamo persi. Mi ho tanto riduto, insomma, e mi ricordo di questo benedetto negozio della luminosa Charleston. E dico: perché Franca ricordi Francesca, perché aveva una bella maniera con i clienti gentili e tanta gente se ne ricorda di noi. Allora questo voglio sottolinearlo, perché è una storia di Trieste, un negozio storico. Grazie Alba per averci raccontato questo bel ricordo di quella zona, scatenato tutto dal servizio del nostro Bernardo Gulotta. Un abbraccio Alba, grazie, fa sempre piacere ricevere queste testimonianze, no? Di queste persone che hanno vissuto. È vero. Bernardo Gulotta che invece adesso si è spostato in un'altra parte
della città, in quel di Roiano, per vedere come stanno andando i lavori, immagino, di costruzione del nuovo asilo, della nuova area verde, del parcheggio, insomma quello che una volta era la caserma. Allora, nuovamente buongiorno Bernardo, a te di nuovo la linea. Buongiorno Laura, sarà un collegamento breve, siamo passati di qua nella strada verso il Porto Vecchio, dove arriveremo successivamente per seguire alcune fasi di un convegno di odontoiatria, ma saremo più precisi nel prossimo collegamento. A Roiano perché? Per due motivi: il primo, per vedere lo stato di avanzamento dell'appalto per la realizzazione del verde pubblico. C'erano prima degli operai proprio accanto a me in questo mezzo a lavoro, poi si sono spostati più in fondo dove c'è un altro mezzo che è in questo momento in movimento e che sta lavorando proprio per muovere la terra e creare le aiuole e tutta l'area esterna che sarà, diciamo, la parte finale, il lotto finale di questo grande e lungo cantiere. Dico lungo anche perché poco fa un residente, immagino fosse un residente perché mi ha dato puntualità di tutta una serie di tempistiche che lui vedeva dal balcone o dalla finestra, lamentava proprio i tempi lunghi per questo appalto, cioè tanto tempo questo residente ha visto che in questo sito non si lavorava, che era tutto fermo, che dopo la realizzazione dell'asilo non si è più visto nessuno e che adesso questa realizzazione delle parti esterne, secondo questo cittadino, sta andando avanti troppo lentamente rispetto a quello che dovrebbe essere il futuro centro nevralgico del rione. Come vedete dalle immagini di Enzo Iannacone, adesso ci sono questi operai a lavoro, le aree verdi sono dunque l'oggetto di questo ultimo lotto di intervento. Il secondo motivo per cui siamo qui è perché anticipo che domani mattina alle 12 ci sarà una commissione in Consiglio Comunale che tratterà del tema dell'asilo di Roiano, la didattica in particolare, ovvero questa annunciata privatizzazione del servizio didattico e quindi di affidare tutta la parte educativa a un ente esterno che poi apporterà i propri insegnanti, educatori all'interno dell'asilo proprio per garantire il funzionamento corretto dell'asilo stesso. Le opposizioni si sono inalberate su questa decisione anche perché a loro detta può essere l'inizio di una serie di privatizzazioni, passatemi il termine, di servizi simile a questo e quindi vogliono evitare che si debba aprire questo capitolo e poi proseguirlo anche avanti nel tempo. Ricordiamo che l'asilo è un asilo comunale realizzato dal Comune di Trieste e per cui dunque le iscrizioni seguiranno tutti i criteri degli asili comunali. In questo caso a essere privatizzata sarà il servizio proprio didattico e quindi i docenti, che non dovrebbero essere, uso il condizionale Laura, non dovrebbero essere assunti direttamente dal Comune di Trieste ma attraverso degli appalti, e abbiamo visto in passato con i servizi museali cosa è successo quando si parlava di appalti e di, in particolare in quel caso, contratti e salari. Non dovrebbe esserci un problema di questo tipo anche per il nuovo appalto, perché si cercheranno di tenere le massime attenzioni proprio sui livelli salariali e occupazionali dei docenti, di tutto il personale che verrà impiegato, ma l'opposizione vuole vederci chiaro e domani mattina ci sarà una commissione a tema che riteniamo potrà essere interessante per capire un po' da che parte si andrà anche a livello di dialogo politico su questo argomento. Vi lascio con le immagini di Enzo Iannacone con gli operai a lavoro per la sistemazione delle aree esterne qui nel comprensorio di Roiano. A voi la linea. Grazie a Bernardo Gulotta, ci ha riportato un altro problema, un altro tema, no? Molto l'attenzione proprio delle opposizioni in Consiglio Comunale, che è quello della privatizzazione dell'asilo nido e poi di tutti i servizi educativi, no? Si teme a cascata poi. No? Insomma, il Roiano apre uno scenario preoccupante per quanto riguarda appunto i servizi educativi pubblici, comunali, che sono un fiore all'occhiello, sono sempre stati un fiore all'occhiello a Trieste, e apre un precedente, nel senso che Roiano con
questa doppia valenza del fatto di aver costruito un asilo con soldi pubblici che però verrà dato in mano ai privati, apre uno scenario e apre, come dire, una prospettiva che forse può essere replicata anche in altre zone della città. Si parla già che San Giovanni potrà avere più o meno la stessa valenza. Noi in circoscrizione abbiamo ospitato proprio un dibattito su questo tema perché siamo stati chiamati ad esprimere un parere che è stato assolutamente negativo. Ricordo che 5 circoscrizioni su 7 hanno dato parere negativo a questa soluzione. Confermo quello che ha detto il dottor Gulotto poc'anzi, appunto domani c'è una commissione sul tema dell'asilo di Roiano, oggi sul giornale locale l'opposizione, tra cui il mio capogruppo in comune Paolo Altin, insomma, si esprime in maniera molto forte, in maniera molto critica, come abbiamo già fatto nelle settimane scorse, ascoltando i portatori di interesse, i precari che lavorano già negli asili comunali, i sindacati, insomma c'è stata un'interlocuzione molto spinta e molto stretta con tutti i portatori di interesse che ne risentono in maniera più dirimente rispetto a questa scelta, soprattutto i precari delle liste del comune che già lavorano all'interno delle strutture come precarie, che speravano e pensavano che l'asilo di Roiano possa essere un'opportunità finalmente di essere assunti a tempo indeterminato. Ecco, questa commissione ci sarà domani, però purtroppo il Consiglio Comunale è previsto per lunedì, di conseguenza c'è un tempo tecnico molto stretto anche per emendare rispetto a questa cosa e sembra quasi che non sia casuale questa scelta, che francamente è assolutamente discutibile. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Ah, ecco, sto parlando, sono la Maria. Senta una cosa, volevo dirle che 2 anni fa circa, più o meno, al posto dove è la signora c'era il nostro sindaco e aveva promesso, riguardo quel grande spiazzo che c'è davanti al supermercato ex Zazzaron e di fronte all'ospedale, che faceva di Catinara, metteva dei giochi per i bambini, delle panche per noi anziani, e tutto questo non è avvenuto. Ora vorrei che lì non facessero delle costruzioni e delle case, perché vede, faccia conto che dalla chiesa di San Luca, sempre giù nella via Forlanini, all'ospedale è un paese. È vero. Perché solo nel quadrilatero dobbiamo pensare quante persone ci sono di anziani e di vecchi. Forse abbiamo raccolto delle firme, eccetera, però niente è stato fatto, niente si è mosso. Ecco, so che forse sarà una cosa meno importante riguardo ai problemi. Noi raccogliamo, anzi questa segnalazione ha fatto bene a raccontarcela, insomma, per così possiamo portarla nuovamente all'attenzione. C'era il sindaco circa 2 anni fa, prometteva insomma questa realizzazione in quest'area verde, credo abbandonata, insomma. Guarda, la signora apre un tema importantissimo invece, che è quello appunto delle aree verdi. Le aree verdi sono centrali per la qualità della vita all'interno di una città come la nostra, che per quanto insomma ha un numero di punti verdi dignitosi, ancora potrebbe migliorare nella creazione di spazi, potrebbe creare nuovi giardini, piantare più alberi, perché questo non solo abbatte anche l'inquinamento, ma dà refrigerio, abbassa la temperatura nelle ore estive. Vedo che le aree verdi sono sempre più sacrificate verso, come dire, un consumo di suolo, e non è sicuramente che atto a costruire nuovi edifici, parcheggi, comunque lastre di cemento. Non è assolutamente questa l'idea di città che vogliamo avere per il futuro, ma un'idea di città, insomma, che va verso spazi sempre più, diciamo, aggregativi e sempre più verde curato, aiuole curate. Insomma, vedo un po' più di attenzione nell'ultimo periodo rispetto a questo tema in città, ma a mio avviso c'è ancora molto da fare. Io stessa ho provato a fare delle mozioni per inserire
delle piccole aree verdi nella zona prospiciente il Teatro Miela, tra il Magazzino delle Idee e il Teatro Miela, ma insomma mi era stato risposto che non era possibile mettere 2 panchine e 2 alberi perché visto che la zona sarà oggetto di una riqualificazione molto più spinta, ciò avrebbe potuto comportare qualche problema di, come dire, dirimente nella riqualificazione stessa. Avevo chiesto di poter piantare alberi, sempre con una mozione di Punto Franco, anch'essa, ricordo, insomma, approvata all'unanimità da tutti i consiglieri di Quarta, di poter mettere degli alberi in viale Giulio Cesare, di fronte alla posta, in modo da poter proseguire poi con l'alberatura di Passeggio Sant'Andrea. Anche in quel caso mi era stato risposto che mettere alberi sul marciapiede di fronte alla posta poteva essere d'intralcio, quindi questa è la risposta che in questo momento viene data a quelle che sono le sollecitazioni da parte dei territori nell'acquisizione di nuove aree verdi, però è un tema che la signora ha centrato, che è assolutamente importante sottolineare e con forza. E con forza. So che invece c'era anche un'altra iniziativa che aveva portato in circoscrizione, che riguarda invece il proliferare dei gabbiani, dei piccioni, insomma, il problema. Ma guardi, noi come lista Punto Franco avevamo portato una mozione l'anno scorso, se non vado errata, proprio sulla proliferazione dei gabbiani. Quest'anno invece il Partito Democratico ne ha presentata una sulla proliferazione dei piccioni. Diciamo che le due cose vanno assolutamente di pari passo e siamo assolutamente concordi nel perseguire l'attenzione su questo tema, che soprattutto nei periodi estivi diventa più stringente. Certo. Io avevamo chiesto come lista Punto Franco all'epoca quali iniziative possano essere messe in atto per rallentare e limitare la proliferazione dei gabbiani in città, perché ormai si sono assolutamente adattati alla vita cittadina e ciò in qualche modo, insomma, va a scapito degli esercizi pubblici, dei bar, del momento, insomma, di aggregazione in un bar per un aperitivo o per un caffè. C'è questo attacco tipo Uccelli di Hitchcock in cui tu poi non sai se ne esci con il panino ancora tra le tue mani oppure no. È un tema, ho visto che gli esercenti stanno mettendo tutta una serie di avvisi, no? Per tutelare il turista e il fruitore, che appunto di fare attenzione agli attacchi dei volatili. Vero è però che l'amministrazione dovrebbe mettere in campo e attuare, insomma, delle iniziative di limitazione, di non proliferazione di questi animali, che ormai, con tutto il bene, con tutta la salvaguardia dell'animale medesimo, però insomma bisogna trovare comunque una soluzione di convivenza che in questo momento non è assolutamente praticata. Grazie a Martina Maknic per essere stata con noi questa mattina. Torni presto a trovarci. Sarà un piacere, grazie a lei, dottoressa. Grazie molte. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Fra pochissimo ci sarà con noi l'assessore regionale alla sicurezza e alle autonomie locali Pierpaolo Roberti. E fra poco. Rieccoci in diretta e siamo in compagnia dell'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti. Buongiorno, bentornato nei nostri studi. Ma buongiorno a voi. Grazie di essere qui. Allora, fuori onda stavamo parlando in realtà dei recenti concerti, bellissimi concerti, sia di Ultimo che di Max Pezzali soprattutto. Insomma, stavamo anche dicendo che qui in studio si sta bene. E che si sta molto bene. Cioè l'aria climatizzata funziona per fortuna, altrimenti la giacca era già sparita. Stavamo anche dicendo che i nostri telespettatori sono così un pochino in modalità anche vacanza, sono un po' più tranquilli. E il clima aiuta. Però adesso ci smentirà sicuramente la prossima telefonata, no? Vediamo. E adesso compare subito il telefono. Compare subito il telefono. Allora, buongiorno, chi è in linea con noi? Ah Buongiorno a sì, tutta l'ho la indovinata. redazione. Buongiorno a tutta la redazione. Grazie. Sono la signora Mariella, rinnovo l'appello affinché vengano inserite le strisce pedonali, specialmente all'incrocio tra Largo Pestalozzi, via Molino a Vento e via del Veltro. È pericoloso
e avevamo tanta necessità per raggiungere l'autobus per scendere o salire. Qui è pericoloso, quell'incrocio ha bisogno di strisce pedonali. Largo Pestalozzi, Molino a Vento, Via del Veltro. Sì, noi dobbiamo attraversare quel pezzetto, quell'incrocio che è molto molto pericoloso perché nessuno si ferma. Capito. Grazie della segnalazione, signora Mariella. Grazie, buona giornata. Allora, questa è una segnalazione proprio puntuale, magari riguarda più la circoscrizione. Riferiremo sicuramente. I nostri telespettatori ci stanno domandando anche vari temi regionali, tra i quali non riguarda il suo assessorato in modo particolare, ma ci chiedono della linea Trieste-Grado, la linea marittima. Dopo appunto quello che è successo, per fortuna insomma una tragedia scongiurata anche dal pronto intervento delle forze dell'ordine che hanno lavorato davvero in modo immediato e quindi nessuno si è fatto male, però adesso si chiedono il dopo, no? Che cosa succederà. Ad esempio Renata dice ma perché si mantiene la stessa concessione, perché non si cambia concessione, le persone chiedono un po' anche ad esempio Fabiana riguardo tratta Trieste-Grado, perché non utilizzare un aliscafo. Allora non funziona, proprio così. Non funziona così, prova a fare un attimo di chiarezza. È chiaro che a prescindere da quello che è accaduto adesso con questa tragedia sfiorata, dove per fortuna appunto bisogna ringraziare Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto per il lavoro eccezionale che hanno fatto per mettere in salvo tutte le persone, è chiaro che in realtà il problema non è soltanto questo è stato la punta dell'iceberg di altri problemi che ci sono stati, perché anche voi avete più volte documentato nel corso degli ultimi 2 anni quali disservizi si siano creati su quella linea. Questo è l'effetto di un nuovo appalto che è stato bandito non dall'amministrazione regionale, non dal Comune di Trieste, che non c'entrano nulla, ma dalla PT, quindi dall'azienda dei trasporti, la Trieste Trasporti, tanto per intenderci, di Gorizia, del Goriziano, che ha quel tratto di competenza. Ha fatto questo appalto e l'appalto è stato vinto da un'azienda che non si era mai presentata prima in questo territorio, un'azienda che non è del Friuli Venezia Giulia e che evidentemente ha presentato un'offerta migliore. Davanti a un appalto non è che puoi decidere lo tolgo via così quando voglio, come voglio. Chiaramente ci vogliono tutta una serie di elementi. Questi elementi si chiamano innanzitutto contestazioni, cioè io ti chiedo di presentare una domanda per offrirmi un servizio, in cambio di quel servizio io ti pago, ma tu quel servizio me lo devi garantire. Tutte le volte che c'è stato un ritardo nel tragitto, tutte le volte che c'è stata una mancata partenza dell'imbarcazione, tutte le volte che ci sono stati dei guasti, c'è stata una contestazione da parte dell'appaltatore che ha detto no, guarda, tu dovevi garantirmi questo, non l'hai fatto, ti faccio una contestazione che vuol dire una penale sostanzialmente. Chiaro, chiarissimo. Quindi mi paghi qualcosina. Dal punto di vista amministrativo, per arrivare a un'eventuale revoca bisogna fare un percorso. Adesso è chiaro che bisognerà capire cosa è successo questa volta. Noi ancora oggi ovviamente non possiamo saperlo, ancora, no? Anche perché ci sono delle indagini in corso e tutte le notizie che possono circolare sono notizie che trapelano, ma non sono fonti ufficiali, non possiamo sapere esattamente cosa è successo. Se è stato un incidente perché magari a seguito delle piogge dei giorni precedenti qualche megatronco è arrivato in mare ed è stato centrato, se c'è stato qualche altro problema, sarà un problema strutturale dell'imbarcazione, non possiamo saperlo in questo momento. Una varia, insomma, qualsiasi Quindi c'è l'impegno ovviamente da piedi. parte della PT, dell'azienda, della Trieste Trasporti Goriziana, e della regione, perché la regione ha un ruolo nel pagare. Noi paghiamo il trasporto pubblico locale, cioè noi paghiamo le 4 aziende assolutamente e questa di fa parte del sistema, trasporto no? pubblico locale. Noi paghiamo le 4 aziende, si sta cercando una soluzione alternativa per subito, intanto per rimettere in moto il servizio, perché ormai appunto lo dicevamo prima, il clima è quello da mare, è vero. E quindi c'è bisogno di garantire questo servizio di trasporto necessario verso Grado. Dopodiché, per trovare una soluzione definitiva che spero elimini
ogni tipo di disagio che si è verificato in questi anni. Infatti, perché sembrano tenerci molto anche i nostri telespettatori. C'è anche Gino che scriveva sul discorso della piccola navigazione marittima: possiamo rivangare quella che era attiva una ventina d'anni fa con le 2 motonavi Edra, Ambria Bella della società Navigazione Alto Adriatico, rifare una gara che dia attuazione a quest'arte marittima per il collegamento tra Grado, Sistiana, Grignano, Barcola, Muggia, eccetera, insomma, no? Anche fino a Pola, suggerisce il signor Gino, insomma, proponendo magari strutture d'altri tempi, no? Oggi... Comunque ci sono tanti cittadini ovviamente che ci tengono, ma ci teniamo sicuramente noi come amministrazione regionale, ripeto, stiamo parlando di un collegamento importante non soltanto perché garantisce il trasporto delle persone, che è un diritto fondamentale, la mobilità delle persone, ma lo garantisce verso una località turistica che porta un indotto importante sia per le casse del Comune di Grado ma sia per le casse dell'amministrazione regionale. Certo. Quindi evidentemente tutti quanti ci teniamo, vogliamo che la situazione si risolva quanto prima. Invece Marco Englaro ci invia un'altra vignetta su un altro tema, l'aveva già mandata proprio sul collegamento marittimo, questa invece sulla sicurezza. È carina, insomma, c'è il malvivente con il coltello, no? Però una risposta molto triestina, direi, da parte di questa signora: l'aspetti un momento, sono sicura, qua lo avevo il spray al peperoncino probabilmente. Sta svuotando la borsa. Sta svuotando una piccola borsa, cioè, è molto femminile anche, no? Questa cosa, cioè, mi ritrovo abbastanza in questa... Sì, vero? Sì, assolutamente, insomma, piena di rossetti, spazzole, eccetera, specchi, telefonini, di tutto. Ma però mai quello che si cerca. Mai quello che si cerca, eppure le dimensioni ridotte della borsa sono tipo le borse di Mary Poppins. Di Mary Poppins, non si sa come mai riesca ad uscire tanta roba da queste borse. Vabbè, era spiritosa, torna però sul tema sicurezza, sul tema anche delle bande giovanili che abbiamo visto in questo periodo, della brutta abitudine, fra l'altro illegale, lo ribadiamo, di girare col coltello, no? Ovviamente illegale. Ovviamente. Allora quindi... è chiaro che c'è in questo momento, adesso le battute chiaramente ci stava, anche perché si parlava di una vignetta che ha questo scopo, quello di far ridere, far sorridere, ma anche far riflettere sul contenuto. Infatti. È evidente che stiamo attraversando un periodo in cui c'è una percezione di insicurezza che sicuramente è aumentata. E parlo di percezione di insicurezza perché in realtà poi, se guardiamo i dati, i numeri, i freddi numeri, noi vediamo in realtà che continuiamo a essere, come regione, non soltanto come Comune di Trieste, un territorio tranquillo. Ci sono state delle risse che però creano allarme sociale. E creano allarme sociale cosa vuol dire? Che la rissa è qualcosa che ti può capitare quando ci pensi, dici: può capitarmi di trovarmici in mezzo in qualsiasi momento. Certo. Passeggio per strada, 2 persone cominciano a litigare e io magari passo di là in quel momento, chissà cosa può accadere. E questo ovviamente dobbiamo assolutamente fare in modo che questi fenomeni vengano stroncati quanto prima. Io ringrazio intanto per questo le forze dell'ordine, le forze di polizia in generale, compresa la polizia locale, perché tutti gli episodi che si sono verificati in realtà hanno avuto un esito praticamente immediato, con l'individuazione dei responsabili in tempo record, quindi velocissimo, sì. Le nostre forze dell'ordine, la nostra polizia locale sanno come lavorare bene e trovare immediatamente chi si è macchiato di reati di questo tipo. Bisogna lavorare sicuramente di più sulla prevenzione, fare in modo che questi episodi non capitino proprio. Per il momento la repressione sta funzionando benissimo, quindi chi commette il fatto viene individuato, bisogna lavorare sulla prevenzione. Lavorare sulla prevenzione vuol dire tante cose, vuol dire la presenza delle forze dell'ordine, delle polizie locali sul territorio, e in questo tanto il Comune di Trieste, che negli ultimi 2 anni ha implementato notevolmente gli organici. Pensiamo che soltanto l'anno scorso sono una 90 gli agenti nuovi che sono entrati in forze nella polizia locale. Poi c'è la Polizia di Stato. Ieri avevamo il giuramento dei nuovi agenti, anche oggi il servizio, della polizia di Stato, con 400 nuovi agenti soltanto nella scuola di polizia di San Giovanni, ma con un corso che è già iniziato immediatamente, cioè era già iniziato in remoto prima ancora di arrivare al giuramento, quindi si stanno sfornando continuamente nuovi agenti dopo anni
di buchi sulle assunzioni. E di un po' di stallo, no? Poi bisogna fare ancora di più, penso che bisogna fare ancora di più e noi stiamo cercando di farlo in due modi. Noi avevamo già una linea di finanziamento che è partita dal 2024 che riguardava la rigenerazione urbana di spazi di degrado. Il Comune di Trieste ha presentato una domanda per quanto riguarda Piazza Goldoni, che è una delle zone sensibili, quindi come utilizzare al meglio quegli spazi e come fare in modo che non diventino dei luoghi dove possano accadere fatti di questo tipo, e sappiamo che molti dei fatti di cui stiamo parlando si sono verificati proprio in quella zona, certo. E quindi stiamo esaminando, gli uffici stanno esaminando le domande, ma il tema è perfettamente centrato, quindi vedremo quante risorse saranno disponibili e se la domanda è stata presentata correttamente, ma il tema è sicuramente stato concentrato. Nelle prossime settimane si saprà qualcosa di più, e in assestamento, che andrà in aula fra qualche settimana, l'ultima settimana, le ultime 2 settimane di luglio, presenteremo un piano straordinario sulla sicurezza urbana in Friuli Venezia Giulia, che avrà quindi oltre al programma sicurezza tradizionale che ogni anno portiamo, un piano straordinario sulla sicurezza urbana che avrà un'importante dotazione finanziaria a favore tanto delle forze di polizia locale quanto a favore delle forze dell'ordine per tramite delle prefetture, per fornire attrezzature, impianti di videosorveglianza e insomma tutti quegli strumenti che consentono alle forze di polizia di fare anche prevenzione sul campo. Sul campo, quindi proprio con il focus sulla prevenzione. Allora abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a voi, buongiorno, buon lavoro, buon tutto, e mi chiamo Circoli Alessandro. Io ho già chiamato ieri per sollevare il problema disabilità. Viabilità. Disabilità, esatto, disabilità. Per sollevare appunto il problema, a parte terzo Topolino che è ancora bloccato, vabbè, che ho speso 40 euro in taxi per andare al mare domenica, tra andata e ritorno, e mi sono trovato ancora con il posto bloccato perché non ho potuto accedere al mare, insomma. Quindi, a parte quello, ho sollevato anche altri problemi che riguardano i disabili, diciamo, la difficoltà, soprattutto per chi è in carrozzina, di entrare nei negozi, eccetera, eccetera, eccetera. Volevo sollevarne un altro che mi è venuto in mente, Dica, Alessandro. che è quello dei taxi per disabili. Taxi per disabili? Nel senso che io sono un disabile, tra virgolette, fortunato, nel senso che posso prendere un taxi normale, invece ci sono delle persone che conosco, miei amici, quant'altro, che ovviamente la mia stessa fortuna non ce l'hanno. A Trieste ci sono solo, mi risulta, 4 taxi disabili, forse 3, quindi con le pedane, eccetera, eccetera. Una volta, io ho parlato con i tassisti, una volta ovviamente venivano dati dei contributi per poter attrezzare le macchine. Capito. Questi contributi adesso non vengono più dati, quindi il tassista stesso non investe per questa cosa. E quindi niente, bisognerebbe, io sento anche quando viene il sindaco o quando vengono i nostri rappresentanti eccetera, parlare tanto di turismo, ma secondo me bisognerebbe più occuparsi, non dimenticare che Trieste è una delle città più anziane d'Italia e anche con parecchi disabili, quindi bisognerebbe non dimenticare chi a Trieste ci abita e bisognerebbe incentivare questo tipo di aiuti di trasporto. Grazie Alessandro. Posso solo rispondergli prima che non so se è ancora in linea. Io ho una mia carissima amica, appunto anche lei disabile, che ha i genitori sepolti al cimitero militare. Lei al cimitero militare non riesce a entrare. Non può accedere. Risolviamo questi problemi insieme a quello del terzo Topolino, che ripeto, io amo il mare, quindi è importantissimo anche quello. È importantissimo anche quello, sicuramente. Però posso dirgli, approfitto che è ancora in linea per dirgli una cosa, perché ha messo in contrapposizione, quasi come se fosse in contrapposizione la promozione del turismo con il tema della disabilità. E io invece penso che siano fortemente collegati. Certo.
una città accessibile per un disabile è una città che è più accessibile anche per chi disabile non lo è, prima di tutto. E quindi è una città più vivibile per tutte. È chiaro che ci sono delle difficoltà forti quando parliamo di accesso ai negozi, per esempio. Per chi sta su una carrozzina, molto spesso le difficoltà sono di tipo pratico, dovute al fatto che Trieste è una città che è praticamente tutta centro storico, dove hai palazzi, dove magari c'è il gradino all'ingresso ed è difficile poter intervenire in modo semplice per garantire l'accesso. Quindi ammetto che ci sono sicuramente delle grosse difficoltà. Però quando parliamo di disabilità e di accessibilità, parliamo di un'accessibilità che intanto vale per tutti, vale per le persone che hanno portatori di disabilità o chi non ha nessun tipo di disabilità. È più accessibile e basta. E inoltre c'è un altro aspetto non del tutto secondario. I turisti non sono solo quelli senza disabilità, i turisti sono quelli anche che hanno delle disabilità, che hanno le stesse identiche esigenze. Adesso prima il telespettatore diceva: a me piace andare al mare, voglio andare ai topolini. Topolini sappiamo hanno avuto un problema grosso qualche mese fa, dovuto alle mareggiate che ci sono state, che hanno creato danni da milioni di euro, quindi ci vorrà purtroppo del tempo per metterle a posto. Però esattamente come lui dice: a me piace andare al mare, voglio andare al mare, ma ce ne sono tantissimi che hanno voglia di andare al mare, magari hanno voglia di visitare Trieste, perché Trieste in questo momento è sulla bocca di tutti e ci sono tanti turisti che arrivano. E il fatto di attrezzarci per poter garantire e per poter tenere l'onda d'urto di tutta questa massa di turisti che sta arrivando è qualcosa di assolutamente fondamentale. E lo dico perché ha citato un altro tema, che è quello dei taxi. Quello dei taxi comincia a diventare un problema serio, perché ormai quando ma per tutti, non per il disabile, perché ormai perché le proporzioni probabilmente che c'erano una volta oggi probabilmente non tengono più. E noi vediamo che nel momento in cui arriva una nave, si avvicina il weekend, il taxi è sostanzialmente impossibile trovarlo. Non si trovano più, è vero. Ci sono dei quindi momenti troppo pochi probabilmente in probabilmente generale. Ce ne sono pochi. Io non lo so, però il dato oggettivo è che quando arriva una nave, e ormai la nave è praticamente perenne davanti alla stazione marittima, perché ormai abbiamo toccate sostanzialmente un giorno sì, un giorno no, da parte di navi con migliaia e migliaia di turisti che arrivano, quindi sarebbe importante puntare ancora di più su questo, ripeto, con tutte le difficoltà che ci sono e con tutto che è chiaro che i cambiamenti che stanno avvenendo in questa città, starci dietro non è proprio così semplice, corrergli dietro non è facilissimo. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, ancora in compagnia dell'assessore Roberti. Bentornati in diretta insieme in compagnia dell'assessore Pierpaolo Roberti, assessore regionale alla sicurezza, che sta dialogando con voi telespettatori, non soltanto alla sicurezza, no? Anche alle autonomie locali, ricordiamolo, insomma ci sono varie deleghe, no? Ho dimenticato qualcosa, lo dimentico sempre. Sì. Non importa. Ma non importa. Allora, ci sono anche delle mail che stanno arrivando al nostro indirizzo, allora ci chiede Cristina di parlare o fare un servizio della malattia della celiachia, di cui si parla poco. Cercheremo di farlo, Cristina, così perché effettivamente può essere magari un problema per chi ne soffre. Buongiorno gentilissimi, sono una frequentatrice, scusate, per sport della nuova bretella di Porto Nuovo. A mio avviso bisognerebbe segnalare agli automobilisti di moderare la velocità con dei limiti, in quanto alcuni credono di essere in una pista di prova velocità, dice Franca. Grazie Franca della segnalazione. Sicuramente capisco, anch'io ogni tanto frequento così nel tempo libero quell'area, capisco, effettivamente in questo momento ci sono delle macchine che pensano che sia una pista, anche perché c'è quel rettilineo lungo, la chicane andando verso Barcola, quella chicane prima di arrivare alla centrale idrodinamica, quindi evidentemente c'è un problema. Teniamo presente che questa però è una viabilità provvisoria, nel senso che ci sono altri lavori in corso da un'altra parte, quindi la viabilità non rimarrà questa, quindi pensare degli interventi in questo momento in quella zona non è possibile, semplicemente perché nel giro di qualche mese probabilmente ci sarà un cambiamento totale della viabilità. Nel momento in cui invece
ci sarà la soluzione definitiva, secondo me bisognerà pensare a dei metodi per fare in modo che la gente là dentro non corra, anche perché è un pezzo di città nuovo che sta nascendo sicuramente, con degli investimenti importanti che sono già partiti, che partirà, che avrà sempre più gente, però mi sembra che a prescindere da come diventerà fra qualche anno, tutta la zona, quella è proprio una zona che chiama la corsetta mattutina o serale dell'appassionato che vuole farsi certo, la passeggiata in tranquillità. Quindi evidentemente il problema ci sarà sempre e bisognerà fare in modo di far moderare la velocità. Assolutamente. Allora, Claudio Visintin la saluta, dice nuovamente un buongiorno anche all'amico ospite assessore. Avendo lavorato io alla Regione, scrive Claudio Visintin, posso affermare senza nessuna smentita che accanto a un bravissimo assessore c'è una bravissima addetta alla segreteria. Un mio applauso a Loredana, che salutiamo, è vero, è qui con noi. Allora, poi ancora Patrizia, dunque ormai da quasi 2 anni evito di andare in città se non per urgenze, quando ci vado tengo lo spray al peperoncino in tasca, in certe zone lo tengo in mano. Si sente insomma poco sicura la signora Patrizia. E questo non va bene. E non va bene. Renata chiedeva anche se si può tenere lo spray al peperoncino in tasca e se si rischia qualche problema per magari l'uso improprio. Allora, a prescindere dall'uso improprio dello spray del peperoncino, non può essere usato per aggredire ovviamente le persone. Infatti. Ma a prescindere da questo è un problema grosso, non perché io pensi che sia giustificata questa paura, anzi penso che non sia giustificata, però una paura, le paure sono irrazionali, quindi non puoi semplicemente dire non devi avere paura. Certo, il problema è fare in modo che quella persona non abbia paura. L'unico modo, ripeto, e per questo io continuo a ringraziare sempre le forze dell'ordine per quello che fanno, ma anche semplicemente per la loro presenza, perché l'unico modo per garantire che una persona si senta sicura è il fatto che veda la presenza dello Stato, delle istituzioni per la strada, che veda quella pattuglia, che veda il fatto che c'è l'agente di polizia locale, che veda il fatto che c'è chiunque, perché quello rappresenta un presidio di legalità. Quella persona ovviamente tocchiamo ferro, ma non verrà mai aggredita qualora dovesse venire in centro città, certo. Ma se ha una paura, l'unico modo per fargliela superare è farle sapere che c'è una presenza forte dello Stato e delle istituzioni a proteggere le persone, a fare in modo che i reati non vengano commessi. E per questo voglio ringraziare, ripeto ancora una volta, le forze dell'ordine, le forze di polizia in generale per quello che fanno, perché grazie solo al fatto di esserci, quella è una garanzia per il cittadino e mi auguro che quella signora possa tranquillamente ripensarci, uscire di casa e venire in centro città e godersi una, magari non all'ora di punta oggi, perché mi sa che oggi ai 30 e passa ci arriviamo. Oggi è caldo, sì. Magari che aspetti il tardo pomeriggio oppure esca la mattina presto. Che passi in città e passi una giornata tranquilla sapendo che le istituzioni ci sono e lavorano per fare in modo che quella signora possa passeggiare tranquillamente. Allora, buongiorno, sono Roberto, tassista da 30 anni, dice Roberto, sicurezza per noi è un'utopia, soggetti a qualsiasi angheria, rapina o pestaggi, insomma, dice siamo molto esposti, no? Come categoria proprio, dice Roberto. Sempre in tema di taxi, il problema dei taxi l'ho toccato con mano, ci scrive invece un altro telespettatore che però non si... una telespettatrice, Anna, scusate, stavo per perdere una visita al Maggiore perché ho aspettato mezz'ora, pensate di implementare il numero, non so se è una domanda oppure un suggerimento. Quindi il problema taxi è abbastanza sentito, no? Vedo. È abbastanza sentito dall'utente in generale, sì. Ripeto, anch'io ho avuto esperienze in cui davvero era difficile trovare un taxi, in particolari momenti, certo, poi è chiaro che ci sono dei momenti che magari in cui non ci sono tutti questi problemi e mi riallaccio anche al tema della sicurezza sui taxi, che so che è un problema particolarmente sentito e che tra l'altro è una delle cause principali per cui la sera e la notte è molto difficile trovare un taxi, perché molti dicono non me la sento, non ho voglia di rischiare, è pericoloso, non ho voglia di rischiare perché non posso sapere chi prendo a bordo nel momento in cui ricevo una telefonata. Su questo evidentemente però ci sono anche dei sistemi per poter garantire. Già rispetto ad anni fa
la situazione è molto cambiata. Adesso per esempio semplicemente banalmente con le dashcam, quindi con le telecamere interne, l'autoveicolo, c'è la possibilità di avere una sorveglianza e quindi una garanzia continua, insomma, continua. è chiaro, certo. E poi bisogna capire se possono esserci altri interventi che pure abbiamo favorito per altre categorie. Penso per esempio al tema del trasporto, torniamo sul tema del trasporto pubblico locale sugli autobus, esempio, dove ci sono stati anche là degli interventi importanti per garantire sempre di più la sicurezza per il personale, per il conducente. È chiaro che farlo in autobus è semplice, farlo all'interno di un taxi è molto ma molto più difficile, perché è un'auto, come fai a separare gli spazi, come fai a metterci la guardia giurata dentro, come abbiamo fatto anche questo a bordo degli autobus finanziato dalla regione. Diciamo che ha funzionato, però la situazione è molto migliorata. Sta funzionando, la situazione è molto migliorata. Anche qui tocchiamo ferro, speriamo che non succeda mai, ma rispetto a qualche tempo fa, quando le segnalazioni erano molto frequenti, oggi la situazione è molto cambiata grazie a tutti gli interventi che abbiamo messo in campo in coordinamento con la prefettura e con Trieste Trasporti ovviamente. Sul taxi è molto più difficile agire. È più complicato. Allora un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno, un saluto a lei Bucabella, redazione, gentile ospite e tutti i telespettatori Tele 4. Buongiorno. Volevo chiedere a Bucabella, mi lasci finire di parlare, sarò breve, prometto, e non occorre che lei tagli la telefonata, grazie. Va bene. Allora, volevo rivolgermi a gentile ospite in cui vanta Trieste una città turistica. Mi permetto di raccontare un fatto vero avvenuto circa una ventina d'anni fa, grosso modo. Allora Cuba, Fidel Castro, più o meno come Trieste, aveva fatto il diavolo a 4 per avere le navi da crociera. Tanto ha detto, tanto ha fatto, fin tanto che Cuba era diventata la meta preferita delle navi da crociera, con tutto l'indotto possibile e immaginabile. Dopo circa 18 mesi le ha cacciate tutte via, che la stampa internazionale gli ha chiesto, reso conto come mai, e la risposta è stata questa, perché quando arrivano le navi da crociera non lasciano come valore neanche i cartoni delle immondizie hanno un valore. Tradotto, se le navi da crociera qua a Trieste non portano valore, portano solo della gente, abbiamo solo il triangolo d'oro dei bar, i bed and breakfast che incominciano qualcosa a lavorare e i tassisti. Per il resto, dati alla mano, e andiamo a vedere i dati Istat, Trieste sta sprofondando nella povertà. Voglio solo aggiungere che secondo me è qualcosa di demente politicamente parlando pensare di fare Trieste una città turistica con i bidoni del petrolio alle noghere, con la puzza derivante da questi bidoni a San Olivo della Valle e soprattutto a Servo con quella puzza del coso. Cioè, è una cosa, solo bisogna abbastanza fantasia per vedere in maniera positiva. Grazie, buona giornata. Insomma, allora abbiamo scoperto che Venezia non è una città turistica perché c'è Marghera. Perché c'è Marghera e poi Trieste è una vergogna pensare a Venezia città turistica perché c'è Marghera, polo chimico, super inquinato, eccetera. No, adesso, se uno pensa di poter prendere consigli ed esempi in tema di economia da Fidel Castro, è liberissimo di farlo. Pensiamo di avere un'altra visione leggermente diversa, poi chiaro tutte le scelte, le posizioni sono sicuramente discutibili e opinabili. Io penso che sia invece un importante valore aggiunto, perché il telespettatore parlava di un triangolo d'oro dove in realtà tutto viene speso soltanto là tra i tassisti e qualche bar, eccetera. A parte che non è così, dopodiché bisognerebbe ricordare tutte le varie aziende triestine che lavorano nell'indotto della crocieristica, perché banalmente c'è qualcuno che porta provviste, banalmente ci sono i pullman, banalmente ci sono tutti i servizi marittimi che vengono offerti dalle agenzie marittime triestine, ma anche mettendo tutto questo da parte, facendo finta che non ci sono aziende triestine intere che lavorano
sul settore delle crociere, facendo finta che non ci siano imprenditori, file e file di imprenditori tra commercianti, esercenti, appunto tassisti, piuttosto che ditte di autobus, eccetera, che lavorano per questo settore, facendo finta che non rimanga davvero nemmeno il caffè, nemmeno il cartone della pizza a Trieste, cosa che ovviamente è impossibile. Noi sappiamo che abbiamo 500.000 di persone che sono transitate, che probabilmente non sarebbero mai venute a Trieste neanche per sbaglio, perché sono venute semplicemente perché la tappa di partenza era questa, e che porteranno a casa il ricordo di una vacanza in cui diranno: siamo partiti da Trieste, ma sai che è proprio una bella città, la vista in Piazza Unità bellissima, sai, ho visto solo di passaggio, però Piazza Unità era veramente molto carina. Già questo vale una campagna pubblicitaria enorme, perché voi pensate a tutte quelle persone, che passano e semplicemente magari si bevono quel caffè al caffè degli Specchi Piazza Unità e dicono: guarda, proprio una bella piazza, e lo raccontano a casa quando torni, racconti delle ferie agli amici, ai conoscenti, a quelli che incontri in ufficio, e gli racconti che sei stato in quella città, che magari non volevi nemmeno andarci, ma ci sei andato perché ti ci hanno portato. E del resto, anche questo mi pare che sia abbastanza indiscutibile, i flussi turistici negli ultimi anni, a prescindere dal numero di toccate delle crociere, stanno crescendo. Stanno crescendo e stanno crescendo tanto. Non è merito soltanto delle crociere, pensiamo a quello che è avvenuto con la tassa di sbarco per quanto riguarda l'aeroporto di Ronchi. Da un momento all'altro siamo riusciti con quell'operazione a portarci una competenza a casa, a fare in modo di sgravare le compagnie per quanto riguarda il pagamento di questa tassa, e questo cosa ha comportato? Che si sono aperte nuove rotte e da un momento all'altro, senza nessun motivo, ci siamo trovati con l'invasione per esempio di irlandesi, perché una delle tratte era quella. È vero, e quindi inaspettata, però assolutamente gradita. Allora, dobbiamo fermarci per l'ultima pausa pubblicitaria di questa mattina, ci rivediamo subito dopo, fra pochissimo. Bentornati in diretta, siamo sempre in compagnia dell'assessore Pierpaolo Roberti. Allora, ci sono anche tante mail che arrivano al nostro indirizzo, ne leggo qualcuna. Ci scrive Alessandro, ci chiede se è stata riaperta la superstrada in Bocco Campi Elisi, direzione Valmaura. Ancora questa mattina testimone no. oculare, ecco, questa mattina no. Questa mattina no, lo diceva prima anche nel collegamento il commissario De Grassi, nel consueto collegamento che facciamo con la polizia locale. Ancora non era riaperta, i lavori sono previsti ancora fino al 21, quindi a domani. Sempre da testimone oculare posso dire che stanno procedendo bene, sembrano quasi finiti. Sembrano quasi ormai in dirittura d'arrivo con l'asfaltatura. Allora, poi ancora sulla velocità in Portovecchio, ricordate che la bretella diventerà monodirezionale a 2 corsie, quindi con maggiore tentazione alla velocità. Non è proprio così, perché ci sarà anche la pista ciclabile. C'è tutto un po'. Esattamente, c'è anche la pista ciclabile, quindi in realtà viene ridotta e viene cambiata completamente la viabilità, per quello dicevo che sarebbe difficile ipotizzare degli interventi adesso. C'è una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno Nino. Buongiorno a lei. Buongiorno Assessore, un caro saluto. Buongiorno. Allora, parliamo di sicurezza, siccome lei è Assessore alla sicurezza. Mi fa un po' di nervi vedere, quando passo per il confine, specialmente per Basovizza, di quei poveri ragazzi che sono sotto il sole e che non fanno niente, ma solo guardano le macchine che passano, no? Anni fa, proprio lei diceva che ci dovevano essere messi a disposizione i droni per eventuali passeggeri che oltrepassano il confine, no? Cosa che purtroppo non è mai stata fatta, ma non per colpa sua, immagino, per colpa di qualcun altro che non li vuole, no? Poi dico una cosa, ho un cattivo pensiero, si libera il silos, non è che il sindaco libera il silos perché l'edificio
verrà fatto un supermercato o altre cose, perché chi pensa cattivo, io tante volte penso cattivo, no? E poi dico un'altra cosa, a tutte queste associazioni che aiutano questi poveri ragazzi che non sono poveri, sono dei poveri sporchi, perché dove abitano e dove dormono hanno pure anche le pantigane cosiddette a Trieste, hanno delle difficoltà a vivere. Quindi a queste associazioni non si può mettere in conto la pulizia dei boschi laddove vengono trasferiti i vestiti per poterli cambiare. Capito, Nino. Grazie che mi chiude la telefonata, buongiorno. Ciao, grazie, Paolo. Grazie Nino, buona giornata. Allora, sì, noi continuiamo a mantenere la disponibilità di fornire alle forze dell'ordine tutta la strumentazione necessaria. Alcuna è già stata fornita ed è già utilizzata, penso al tema delle fototrappole che tanto scandalo aveva creato, no? Ma in realtà sono già a disposizione delle forze dell'ordine, acquistate dall'amministrazione regionale e messe a disposizione. È vero che ovviamente non fermano tutti quelli che stanno al confine, e tra l'altro non tutti i valichi vengono presidiati contemporaneamente, perché è sostanzialmente impossibile. In questo momento ci sono i controlli di tipo dinamico. Questo cosa vuol dire? Che in realtà si spostano, non si può sapere dove saranno, ma si spostano e a turno presidiano un valico oppure l'altro. Perché sarebbe impossibile. Questo dà una copertura totale? Ovviamente no. Ovviamente no, non dà una copertura totale, però ha dato un'importante copertura. Prova ne è il fatto che da quando è partita la sospensione di Schengen con il controllo dei confini, i numeri ci dicono che c'è stata una riduzione drastica degli arrivi. Con arrivi quasi la metà rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, che i respingimenti alla frontiera sono aumentati drasticamente, quindi le persone riammesse in Slovenia sono aumentate drasticamente, che sono aumentati in modo pazzesco gli arresti di Passer, aumentati tantissimo gli arresti di Passer. Ci sono stati proprio questi dati diffusi di recente. E quindi evidentemente il sistema sta funzionando. Tutto è migliorabile, tutto è perfettibile, si può e si potrebbe fare ancora meglio. Noi abbiamo nella legge sull'immigrazione, che era stata approvata ancora a marzo dell'anno scorso dal Consiglio regionale, proposta ovviamente dalla Giunta, proposta da me per la Giunta regionale, c'era anche una linea di finanziamento per contributi alle forze dell'ordine su sistemi di sorveglianza del confine. Le domande scadranno a breve, quindi avremo anche la possibilità di esaminare quelle domande e capire quali forze dell'ordine hanno chiesto e per quali attrezzature hanno chiesto le risorse, quindi cerchiamo di fare il massimo possibile. Tema supermercato potrebbe anche essere, però ricordiamo che il Silos è privato ed è di proprietà di una cooperativa di Coop Alleanza 3.0, quindi al limite potrebbe essere una Coop. No, ma adesso, a parte le battute, sappiamo che la proprietà vuole mettere in vendita quel Silos e dietro c'è un accordo di programma che vede coinvolta il Comune di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia per poter vendere tutta l'area a un eventuale acquirente, per poter sviluppare quell'area, riqualificare quell'area abbandonata da tanti anni. Bisogna aspettare di capire cosa succederà con l'eventuale vendita di Coop Alleanza 3.0. Per quanto riguarda la pulizia, noi facciamo la pulizia dei boschi e dei sentieri, lo facciamo con risorse regionali che vengono stanziate a favore dei comuni della fascia confinaria per poter pulire, perché il tema è quello dei vestiti che vengono abbandonati per evitare di avere tracce del passaggio. Questo perché la riammissione in Slovenia può essere fatta soltanto se ci sono prove del passaggio da un confine all'altro, no? Tra un confine e l'altro. Quindi lì si liberano totalmente di tutto quello che hanno addosso e si cambiano completamente per evitare di fornire qualsiasi indicazione, che sia anche lo scontrino rimasto in tasca, che sia la bottiglietta d'acqua, che sia qualsiasi cosa, loro eliminano.
Chiarissimo. E quindi fanno un danno ambientale. Ora abbiamo parlato appunto anche del silos, ora verrà appunto chiuso, praticamente sigillato, verrà sgomberato e sigillato. Già si parla della preoccupazione della possibilità, insomma, che magari i migranti che hanno installato questa sorta di tendopoli all'interno, no, del silos possano trovare rifugio in altri locali, in altri magazzini del Porto Vecchio. Ieri ad esempio l'assessore Bertoli, l'assessore comunale, diceva che in caso, insomma, si sarebbe pronti a emanare ordinanze specifiche anche per i locali del Porto Vecchio, ad esempio. No? Certo, il tema è questo. Nel momento in cui ci sarà lo sgombero del silos, quelle persone andranno via e verranno ricollocate altrove. Certo. E dopodiché viene ricollocato altrove chi ha diritto di rimanere sul territorio nazionale. Però se uno è illegalmente sul territorio nazionale e ha avuto la domanda respinta già per la richiesta di protezione, quindi è a tutti gli effetti un clandestino, non ha diritto all'accoglienza, deve semplicemente essere espulso. E se non vuole essere espulso e quindi scappa, se ne va via, sparisce, eccetera, è chiaro che potrà cercare qualche altro posto dove andare a trovare rifugio, ma a quel punto bisogna intervenire immediatamente per sgomberare, perché quelle evidentemente saranno persone che non hanno diritto di rimanere sul territorio nazionale. Perché ormai, insomma, i nuovi arrivi, diciamo così, che hanno diritto poi a richiedere l'asilo, verranno portati in parte a Camposacro. Che non sarà un centro d'accoglienza. Che non sarà un centro d'accoglienza. Che non sarà un centro d'accoglienza, sarà un centro in cui la persona arriva, fa le varie visite mediche, fa tutto quello che deve fare, ma nell'attesa di essere trasferito. Cioè l'obiettivo è quello di alleggerire Trieste, e questa è la volontà specifica non soltanto dell'amministrazione regionale, ma di tutti gli enti coinvolti, anche perché è chiaro che se Trieste è porta d'accesso della rotta balcanica non si può arrivare a una situazione in cui tutti i posti sono esauriti, perché quando tutti i posti sono esauriti vuol dire che se arriva ancora qualcuno non sai dove metterlo e si ricreano situazioni tipo quella del silos. Noi dobbiamo arrivare a una situazione in cui i posti, una parte dei posti sono esauriti, un'altra parte dei posti deve rimanere sempre vuota, e deve essere svuotata continuamente, e questo è individuato nella struttura di Camposacro. Chiarissimo. Allora, volevo sapere, ci scrive Livia, se quest'anno la Regione finanzierà con contributi ai privati l'installazione di telecamere nei condomini. Ci sarà ancora questo... Allora, noi lo facciamo un anno sì e un anno no, questo perché il passaggio che deve fare anche il Comune è difficile, nel senso che noi finanziamo e trasferiamo le risorse al Comune. Il Comune, sulle risorse che gli abbiamo dato, deve predisporre il bando, e poi il cittadino deve presentare la domanda relativa a quel bando. Chiaro. Quindi ci vuole molto tempo in questi tanti passaggi, quindi lo facciamo un anno sì, un anno no. L'abbiamo fatto nel 2023, lo rifaremo nel 2025, ma sempre prendendoci indietro le domande precedenti. Il prossimo anno, quindi. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno Franco. Signori, buongiorno ai triestini e ai friulani. Ma sento anche dall'assessore della sicurezza. Quando è la sicurezza? Che andiamo sempre peggio. Non lo so, ai 10 anni che diciamo sempre sicurezza. Ma la sicurezza bisogna fermarli sul confine. Se non hanno documenti non passano, perché altrimenti è tutto lì che vi giocate il lavoro. Se non hanno documenti bisogna cercare, bisogna telefonare. No, accettiamo solo chi ha i documenti e basta. Io non lo so, deve arrivare il governo, diceva prima l'assessore. Cosa vuol che faccia il governo? Bisogna chi fa da sé fa per tre. Schierare tutte le forze dell'ordine sui confini e non entrano spillo. E quindi le varie questure, le varie forze dell'ordine non hanno più lavoro se si mettesse questo. Se io ho una perdita nel bagno non vado a tamponare con gli stracci, vado a chiudere intanto la fontana. Certo. E non lo so, si prende sempre
i problemi quindi alla radice, alla dice lei, Franco, è un po' la soluzione che propone spesso, insomma, anche con le sue telefonate a Sveglia ovviamente noi non disponiamo delle forze dell'ordine perché non è una competenza regionale e ovviamente nemmeno dei confini perché non è una competenza regionale. Uno Stato esiste perché ha dei confini, quindi è chiaro che quella è una competenza esclusivamente, quella dell'immigrazione esclusiva dello Stato. Noi collaborare ed è quello che facciamo, cioè quando io dico voglio fornire le attrezzature alla Polizia di Stato, alla Polizia di Frontiera per poter controllare meglio il confine, in realtà spingo verso una determinata direzione, perché cerco di spingere verso un maggiore controllo del territorio, ma non lo posso fare direttamente, perché non è una competenza mia, non spetta a me e non posso dire io alla Polizia di Frontiera cosa deve o cosa non deve fare. C'è una catena di governo diversa e noi possiamo però fare la nostra attività. Se oggi abbiamo pattuglie miste, se oggi c'è la sospensione di Schengen, se oggi c'è tutta una serie di iniziative che si sono fatte in questi anni, è perché c'è stata una spinta politica importante da parte della Regione, perché abbiamo indirizzato alcune scelte fatte anche a livello centrale dai governi che si sono succeduti per arrivare a questa situazione. Prima di arrivare alla sospensione di Schengen le pattuglie miste esistevano, sì, ma esistevano perché le abbiamo fatte partire noi nel 2019. Su spinta importante della regione, perché erano già previsti da degli accordi, ma mai applicate. Allora, ancora sul tema, Elisabetta ci scrive: mi chiedo perché queste associazioni che portano da mangiare, da vestire eccetera, queste persone che arrivano non organizzano magari con loro delle giornate di pulizia nel nostro Carso. Abitando a Picina vedo puntualmente quantità incredibili di ogni tipo di oggetti, testimoni del loro passaggio, dice Elisabetta. Perché è molto meglio farli stare tutti quanti in Piazza Libertà. Allora, e mi fermo qui. Ci fermiamo qui, anche perché siamo ormai quasi alla conclusione. Ovviamente spiego perché che non sia... Diciamo che quello che accade in Piazza Libertà è più visibile e quindi magari c'è più la volontà forse di far vedere qualcosa piuttosto che di rendersi utili magari anche con attività di questo tipo. Come suggeriva la nostra telespettatrice. Allora grazie all'assessore Pierpaolo Roberti, assessore regionale alla sicurezza, per essere stato con noi quest'oggi. Torni presto a trovarci, buon lavoro in giunta oggi. Se il clima funziona così bene io torno. Resta qui? Resto qui. Ok, resta con noi a lavorare. Allora questa è la notizia della giornata. Grazie all'assessore e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Adesso chiamo Ferdinando e glielo dico. Va bene, ma in ferie, quindi magari possiamo fare anche così, senza dirglielo, no, scherziamo. Allora, grazie davvero a tutti voi che ci avete seguito e Sveglia Trieste torna domani puntuale alle 7 del mattino. Buona giornata a tutti.